rappresenta forse uno dei big match della giornata odierna di Serie B. Assolutamente sì, sicuramente sarà una partita scoppiettante, poi dopo andremo anche a rivedere un po' gli ultimi incontri tra le due squadre. Cosa ne pensi, Claudio, di questa trasferta? Quanto è importante per il Cagliari riuscire a confermarsi dopo la bella vittoria di col Modena? È molto importante riuscire a prendere un filotto positivo di vittoria. Il Benevento arriva da 2 vittorie consecutive, giocano in casa e, come dice Vittorio, è una partita molto molto difficile, soprattutto perché si presenta con una formazione ben strutturata, una formazione collaudata. Ci sono parecchi giocatori che stanno lì da 3-4 anni insieme. Ricordiamo come il Cittadella ci ha messo in difficoltà con la loro esperienza e il loro modo di giocare. Assolutamente sì, quindi partita da non prendere sotto gamba. Vito, pensi che comunque questa continuità nella formazione del Cagliari possa essere un punto chiave per riuscire poi a ingranare come dovrebbe la squadra di Liverani? Sì, assolutamente sì, anche se oggi, lo ribadisco, sarà particolarmente difficile perché a differenza della gara col Cittadella, ad esempio, la panchina del Lecce non è affatto inferiore alla panchina del Cagliari. Se andiamo a vedere i nomi ci rendiamo conto che loro hanno le alternative che possiamo teoricamente avere anche noi, forse loro addirittura qualcosa in più. Le vediamo, Manfredini è il portiere di riserva, poi c'è Leverbe, un mistero. Leverbe è stato del Cagliari, poi dell'Olbia, e poi è arrivato dalla Samp invece al Benevento dopo essere stato al Chievo. Praticamente col Cagliari non ha mai giocato, e l'incrocio di Leverbe è un incrocio che è costante insieme a quello di Altare, però Leverbe, pur essendo un ex rossoblu, non ha mai vestito la maglia del Cagliari. Poi c'è Pastina, c'è El Kubibi, e poi ancora giocatori di grande esperienza come Schiattarella, come Stimi, come Kubica, come Ciano e come Letizia, tutti giocatori che conoscono perfettamente la Serie B e che nell'ambito della partita con i 5 cambi sono sicuramente delle frecce che Fabio Caserta potrà scoccare. Quindi bisogna stare molto attenti intanto alla formazione che abbiamo messo insieme. Io sono ancora una volta convinto, lo ribadisco per l'ennesima volta, che la presenza di Viola la trovo un po' forzata rispetto agli equilibri della squadra. Viola che non ha il passo d'interno, andrà probabilmente a piazzarsi alle spalle di Mancosu per andare a dare un'alternativa in più nel settore di sinistra, dove Obert probabilmente dovrà difendere più che attaccare, ed ecco la copertura garantita anche a Viola, che di difendere non è certo un maestro, nel difendere non è certo maestro. E contemporaneamente dobbiamo anche cercare di pensare nel secondo tempo a cosa cambiare per fare in modo di poter anche sorprendere. Un'arma l'abbiamo, di sicurissima, è quella di Luvumbo, però bisogna anche cercare di trovare altre soluzioni, e soprattutto in questo senso schierare immediatamente tutti i pezzi forti ci potrebbe mettere in difficoltà, considerato che nella panchina del Cagliari ci sono tanti giocatori che devono ancora dimostrare il loro valore. È vero che c'è Falco, è vero che c'è Millico, che c'è Pavoletti, ma abbiamo le alternative in attacco e forse non ce le abbiamo altrettanto valide a centrocampo e in difesa. Assolutamente sì, e quindi un Cagliari che comunque deve ancora scoprire tutti i suoi interpreti in queste prime giornate, pochi cambi, soprattutto tardivi. Quanto dovrebbe effettivamente cercare di integrare un po' più altri componenti della squadra, secondo te, Claudio? È fondamentale integrarli, perché come si diceva spesso rischi poi di perdere i giocatori, soprattutto quelli che magari mentalmente non sono poi così tanto forti, rischiano di non darti quella mano che in quell'occasione ti serve. Quindi è fondamentale coinvolgerli, è fondamentale anche magari coinvolgerti con più minutaggio, perché abbiamo una panchina di grande qualità. Come diceva Vittorio, oggi è una panchina di grande qualità anche da parte del Benevento. C'è un ragazzo 23enne che si chiama Fulon, che oggi non gioca ma sicuramente subentra, che è molto interessante. Assolutamente sì, sarà davvero interessante vedere questo incontro, anche perché tra l'altro c'è abbastanza rivalità dopo gli ultimi incontri che sono finiti in modo scoppiettante. Quanto potrà contare questo anche a livello di supporto del pubblico, Vitto? Tantissimo, conterà tantissimo, perché troveremo veramente le streghe che ci saranno lì in tribuna a mandarci ogni tentativo di mala sorta, e chiaramente sono particolarmente avvelenati dopo quello che è successo in quel famoso match. Lo ricordiamo, vincevano fino a 5 minuti alla fine e poi il risultato fu capovolto incredibilmente negli ultimi minuti, e dobbiamo dire anche per certi versi immeritatamente, perché il Cagliari dormì per lunghi tratti, e dobbiamo dire che quella ferita rimase apertissima nel Benevento, è rimasta aperta, tanto che anche i suoi politici, ricordo che tra i politici di
spicco della città di Benevento, c'è Mastella, che è uno che si è preoccupato in questi giorni anche di rinunciare alla campagna elettorale pur di ricordare quello che era successo nella partita di tanto tempo fa. Mi soffermo su Foulon, che è forse furia sorpresa perché era dato titolare, è un giocatore belga, dice bene Claudio, di grande futuro anche se poi è già una bella realtà, è dal 2020 comunque a Benevento, un ragazzo del 99, cresciuto nel Mechelen, nato a Mechelen, che noi conosciamo bene, ma il Mechelen è Malin, dove il Cagliari vinse la famosa partita, la storica, la epica partita in Coppa UEFA. Dim Foulon, che abitualmente gioca esterno a sinistra, non credo che Masciangelo ricopra lo stesso ruolo, e infatti sono curioso di vedere come verrà disposta la squadra di Caserta, che non è escluso che abbia cercato di fare una tattica particolare per mettere in difficoltà qualche giocatore nello specifico della squadra cagliaritana, perché è vero che quando tu giochi con molti ex puoi conoscere a fondo la squadra avversaria, ma contemporaneamente anche gli avversari conoscono molto meglio i nostri attuali giocatori. Assolutamente sì. Claudio, chi ti spaventa di più nella squadra titolare messa in campo al Benevento? Qual è il giocatore che secondo te può essere davvero una gatta da pelare importante per la nostra difesa? O difesa o quella? Sicuramente loro mi spaventano sia come la fase offensiva, perché sfruttano tantissimo i loro esterni d'attacco, che sono più bravi a fare la parte offensiva che difensiva, e senza dubbio Francesco Forte, la loro punta di riferimento, che si muove in tutto il fronte d'attacco, ok? È un giocatore di quasi 1,85 che però è molto molto bravo tecnicamente, ex Venezia, l'anno scorso comunque a Benevento ha fatto vedere qualcosa di buono anche in Serie A col Venezia. Sì, vedremo appunto come si comporterà. Con lui ci sarà la Mantia in attacco, che comunque no, non gioca. Lagumina sì. Lagumina dà un po' più quel punto di riferimento statico, con Forte che gli gira alle spalle. Una cosa che ho notato nelle partite del Benevento è che attaccano in tanti l'aria, cioè entrano anche due interni, le due punte, quindi sono già 4 in aria, con il play che accorcia tantissimo, quindi bisogna essere attenti, soprattutto la nostra linea difensiva deve stare attenta. Quindi sicuramente una partita che già sia dal punto di vista tattico per i meriti del Benevento, sia dal punto di vista emozionale per quello che è successo, e appunto per il fatto di giocare fuori casa sarà bella in salita per il Cagliari, che però deve dimostrare di essere la squadra da battere, perché ultimamente tutti gli allenatori della Serie B si stanno esponendo per quest'ottica, e conseguentemente bisogna dimostrare di essere davvero i protagonisti che dovremmo essere. Vitto, come vedi appunto questa pressione nei confronti della squadra di Liverani, che adesso è la più temuta quasi di tutto quanto il girone, nonostante poi non ricopra una delle posizioni di vertice per ora? Secondo me non guardano in basso, cioè se guardano la difesa, secondo me questo ruolo da principale squadra della Serie B non è meritato. È meritato per il grande potenziale offensivo, che peraltro non si è ancora espresso finché non segna la Padula regolarmente, non inizierà a segnare anche Pavoletti, che peraltro nell'atteggiamento in campo devo dire che Pavoletti ha qualche punto in più rispetto alla Padula e non potrà durare a lungo. Se la Padula non segna diventerà complicato anche mantenere il posto da titolare, perché sennò non si capisce perché gli altri vengono esclusi e lui no, anche in considerazione del gioco che fanno per la squadra. Nella partita scorsa ha certamente sbagliato di più la Padula di quanto ha sbagliato Pavoletti, e Pavoletti ha avuto certamente un atteggiamento migliore nell'aiutare la squadra di quello che invece ha assunto la Padula. Non potrà durare in eterno questa preferenza, anche se è una preferenza in questo momento dettata dalle leggi del mercato. La Padula è stato atteso a lungo, è stato presentato come il salvatore della patria, come il bomber che in qualche modo doveva sostenere il Cagliari. Ricordatevi le critiche a João Pedro, lo dico a tutti quelli che denigravano João Pedro, che segnava ogni domenica pur passeggiando. Adesso abbiamo qualcuno che passeggia e ancora non ha segnato, e speriamo davvero che si riveli un altro João Pedro alla Serie B, quindi anche più sostentato a livello di gol, che possa arrivare anche a 20. Ce l'auguriamo davvero che sia stato un buon investimento Gianluca Lapadula, o nel caso che Pavoletti riesca a sostituirlo nel migliore dei modi. Entrambi manca un po' questo gol in attacco, siamo riusciti a segnare
allineare soprattutto solamente, anzi, con i centrocampisti fino a questo momento, se non consideriamo Mancosu un attaccante, bisogna cambiarlo un po' questo andamento, Claudio. Sì, è un trend abbastanza negativo, anche perché arriviamo tanto in porta e non ci arriviamo solo con i centrocampisti, quindi si parla proprio di occasioni mancate, perché se non ricordo male nell'ultima partita 2-3 occasioni le ha avute nette la Padula, nella partita precedente ancora altre 2-3 occasioni, nella prima partita una occasione nitida di Pavoletti di testa, quindi non è che non arriviamo, ci arriviamo, quindi non è un problema di mettere i giocatori nel posto giusto, quindi ci arriviamo ma non sfruttiamo quelle occasioni. Ha detto benissimo Vittorio quando parlava dell'atteggiamento di la Padula in confronto a quello di Pavoletti. Pavoletti è entrato, come tutti i cambi sono entrati bene, mentre la Padula è entrato un po' molle dall'inizio della partita. Sì, ricordo che dal mio punto di vista abbiamo anche una terza punta, insisto in questa Pereiro, che secondo me è un giocatore che può essere un'alternativa lì davanti all'attacco del Cagliari, da prima punta o da trequartista vicinissimo alla prima punta, perché i gol li fa e li fa soprattutto quando è al centro del gioco e quando gioca in quella posizione. Quindi tu inaugureresti un Pereiro un po' più alla João Pedro, se così possiamo dire, come sostituto fondamentale? Io non lo inaugurerei perché è stato già inaugurato l'anno scorso, quando si sono assentati Pavoletti e João Pedro contemporaneamente. Pereiro ha avuto la possibilità un'unica volta di giocare a prima punta contro l'Atalanta in trasferta, non contro il Venezia in trasferta, contro l'Atalanta in trasferta. Realizzò una doppietta e fece spellere Musso, quindi io questa valutazione la farei attentamente, in alternativa proprio agli altri due giocatori avere una terza carta, che è una carta di un giocatore tecnico che non fa la guerra, ma che anzi la scansa la guerra, ma che tenta di girare intorno alla difesa avversaria e soprattutto che quando ha il pallone tra i piedi sa dove metterlo. Assolutamente sì, sarebbe davvero importante riuscire a sfruttare al meglio le caratteristiche di Pereiro che abbiamo visto a sprazzi negli ultimi anni, ci vorrebbe un po' di quella continuità che ci auguriamo. Intanto il match sta per iniziare, stanno dando le formazioni, abbiamo rivisto sempre con questo 4-3-3 che si prospetta offensivo. Cosa ne pensi invece del tandem Rog-Nandez per questo match? Nella scorsa hanno davvero dominato. Si parla di due giocatori che in Serie B ci stanno a far poco, infatti nell'ultima partita hanno dimostrato il loro valore, tant'è che assist e il gol sono arrivati da loro due, fanno benissimo sia la fase difensiva che la fase offensiva. È proprio un piacere agli occhi per il centrocampo del Cagliari, supportati dalla qualità e la quantità di Makumbu. Penso che noi abbiamo uno dei centrocampi migliori della Serie B. Assolutamente sì, Nandez che proprio sta rivivendo una nuova giovinezza, sta giocando veramente in maniera eccelsa. Noi ci fermiamo, penso salutiamo già Vitto perché la partita sta per iniziare, lasciamo spazio ai nostri sponsor. Vitto, ci sentiamo tra un paio di minuti. Va bene? A più tardi. Ma andiamo a pubblicità, tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna.
Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Ramacca nuda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. S'alza il vento sulla terra, soffia pietà rosso e blu, e corazza di 4 mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari, la nostra patria, cagliarista in rombo e la mia squadra bravo in più e lotterà. Castello canterà. È il nostro inno del Cagliari che ci introduce come sempre alla partita, la nostra tradizione per a suon di gol, e come tradizione ci scrive Alessio De Sì, che è uno dei nostri ascoltatori più assolutamente vicini, mettiamola così, ci ascolta sempre. Forza Casteddu anche oggi, speriamo porti bene come è successo con il Modena, giusto Claudio? Alessio ci sostiene sempre ed è giusto che gli diamo anche un po' di merito per questo. Certo, intanto grazie Alessio, se poi vuoi fare qualche domanda più tecnica rivolgiti pure ad Andrea, non a me. Ah sì, sono diventato il commento tecnico, sono diventato. Le squadre stanno scendendo in campo e vediamo qualche statistica, ad esempio sulla direzione di Aureliano, l'arbitro del match appunto Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Nella sua carriera ha arbitrato il Cagliari in 6 occasioni e sono positive come bilancio: 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Inoltre, quando ha arbitrato il Cagliari nella serie cadetta, il Cagliari ha sempre vinto su 3 occasioni su 3. Invece è storia diversa per il Benevento, che è stato appunto arbitrato dal direttore di gara di Bologna 16 volte, 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Non il massimo del ruolino di marcia, mettiamolo così, sotto la sua direzione. Speriamo che questo possa essere anche un dato positivo che ci dà ancora una carica ancora di più alta. Fino ad oggi le statistiche precedenti ci hanno dato ragione, quindi speriamo anche oggi. Sì, speriamo davvero di sì. Tanto verrà portato il pallone dentro il campo con una macchina telecomandata, sembra il Monster Truck, quello che guardavamo ai tempi, te lo ricordi? Che facevano le evoluzioni con le cose giganti. Proprio quella, secondo me è proprio quella, col carrellino. Col carrellino con il pallone, vabbè, hanno escogitato questa appunto bravata, chiamiamola bravata. Intanto vediamo un po' come sono anche il resto delle partite, perché si gioca in Serie B in contemporanea. Noi vi daremo gli aggiornamenti su tutti i gol che ci saranno e su tutti i risultati che cambieranno. Saranno 6 le partite in contemporanea con quello del Cagliari, quindi ci sarà da divertirsi, ci sarà da seguire questa giornata di Serie B che finalmente entra nel vivo, Claudio, finalmente alle 14 come sarà
consuetudine, niente, iniziamo a vivere questa stagione ancora più da vicino. Sì, diciamo finalmente, non so per i giocatori quanto sia finalmente, perché penso che a Benevento ci sia molto molto caldo. Intanto è interessante vedere la partenza del Benevento, che si sistema con uno sulla palla, uno che va a ricevere e tutti gli altri sulla linea di centrocampo pronti a partire. Lo faceva Zeman tanti anni fa. Sì, mi ricordo un po' di incubi quando ce l'avevamo noi a Cagliari, Zeman con questa partenza. Diciamo che non ha funzionato tante volte. No, perché se tu sbagli palla, il Cagliari in questo caso recupera, si ritrova un'autostrada davanti, quindi non so quanto possa portare. Speriamo bene per noi. Tra l'altro è anche consuetudine ultimamente utilizzare una tecnica da centrocampo quando si batte, che aveva utilizzato, se non sbaglio, il ball mount. La stanno copiando un po' tutti, con palla sul play e lancio per la punta che scatta, che è il primo giocatore a toccare la palla. Molto molto interessante. Queste tattiche comunque possono portare ogni tanto, non sempre naturalmente, a effettivamente la realizzazione. Sì, è interessante perché qualora dovesse essere respinta la palla dai difensori, hai 4-5 giocatori in zona palla a recuperare la seconda palla, quindi ti ritrovi già sulla tre quarti avversaria e rischi di essere pericoloso. Assolutamente sì, e finalmente è iniziata la partita dopo un po' di fumogeni buttati dalla curva del Benevento, che come abbiamo anticipato nel pre-partita insieme a Vittorio Sanna sarà veramente calda oggi, vista la rivalità tra le due squadre. Un Cagliari che parte tranquillo, non si è concretizzata la tecnica Zeman, quindi gioca per fortuna, direi. Sì, assolutamente. Cosa ti aspetti appunto dalla partenza, dei primi minuti? Vedi un Cagliari all'attacco o attendista, che vede un po' come si muoverà la squadra di casa? Prevedo la seconda scelta che mi hai dato. C'è un Cagliari attendista, ma anche un Benevento attendista, che studierà un pochino la situazione. Sono due squadre che comunque giocano bene a calcio, quindi ci saranno spazi per giocare, il campo lo permette, e gli allenatori sono due allenatori che vogliono costruire gioco, un gioco manovrato, un gioco che parte dal basso, quindi prevedo una fase di studio iniziale. Assolutamente sì, del rispetto, anche il rispetto reciproco per il valore delle squadre. Sì, stiamo parlando di due squadre che devono stare ai vertici della classifica, quindi mi aspetto una partita di una buona intensità, ma anche di una piacevole visione, diciamo. Assolutamente. Vediamo subito un po' di precedenti, perché sembra che sia una storia infinita. Intanto un bellissimo tiro dai 25 metri di Acampora, ben parato da Radunovic, ma una bomba ha tirato. Veramente un bel tiro. Andiamo a vedere i precedenti contro il Benevento, a meno che l'azione non ci imponga diversamente. Solo 5 precedenti tra le due squadre, di cui uno in Coppa Italia Serie C nell'82-83. Gli altri 4 sono finiti a favore del Cagliari, perché su appunto 4 incontri 3 sono state le vittorie dei sardi, quindi partite scoppiettanti per la maggior parte. È sempre stata una rivalità molto accesa, che si è accesa dal nulla, perché poi effettivamente ci si è rincontrati nel 2017 dopo che non ci si rivedeva da più di 20-30 anni. Sì, ma è una caratteristica di queste zone, no? A Cagliari si sa com'è. Cagliari è anche un tifo molto caldo, una regione che quasi tutta tiene al Cagliari Calcio. Lo stesso a Benevento è un tifo molto caloroso, un tifo molto caldo. Lo stadio è un fortino, un po' come era il vecchio Santelli prima e come vorremmo che fosse adesso. Come solitamente è stato per le squadre del sud. Intanto noi abbiamo il primo intervento di Vittorio Sanna per i suoi 3 minuti di cronaca, a cui cediamo la linea. È iniziato il quarto minuto, punteggio di 0-0, Benevento a fare la partita, e Cagliari che per ora ha aspettato il Benevento. Il tiro di Acampora è stato l'unico tiro in porta. Ora tenta di ripartire il Rog, schierato interno sinistro come la volta scorsa, per permettere a Viola di giocare interno destro. Pallone verso Zappa, il tocco proprio per Viola, che rende all'indietro. Ancora il pallone che viene giocato guardando il proprio portiere con Altare, ora che ha ricevuto in zona centrale. Palla a sinistra per Robert, il controllo attaccato
sbagliato, non si guadagnano metri, si ritorna all'indietro, altare per Goldaniga, si ritorna verso destra, Goldaniga in verticale, il tocco all'indietro ottimo da parte di Nandez, mi è parso, è il pallone che è servito a Rog che apre ancora verso sinistra dove c'è il tocco di Obert ancora per Rog che indietreggia, tiene il posto di palla, va a cercare nuovamente il giocatore al centro del campo, si trattava in questo caso di Viola, che si è piazzato nella posizione di trequartista quasi ora, il tocco di Nandez ancora per Viola, apre verso sinistra, pallone a cercare ora la scodellata di Mancosu e manca il pallone clamorosamente la Padula davanti al portiere, imbeccato da Mancosu, è andato a prendere la palla ma non l'ha colpita, altro errore di la Padula sotto porta, è andato a cercare il pallone con il sinistro invece di andare a impattare con il destro, del tutto scordinato sulla palla che Mancosu gli aveva servita davanti al portiere. Ora riparte ancora la squadra di casa, l'accelerazione da parte di Improta, anzi di Forte, il pallone sulla destra, aspetta rinforzi, in questo caso la squadra giallorossa, pallone ancora per Ancampola e ancora un tiro fuori con la parata ancora di Radunovic, attento sul tiro di Ancampola, riparte a destra Zappa, si ferma, controlla il pallone, appoggia centralmente per Makumbu, avanza Makumbu, si libera dell'avversario, là a sinistra si è mosso Obert, il tocco all'indietro per Rog, ancora all'indietro verso Goldaniga, il controllo di Goldaniga, dobbiamo dire che il dispositivo difensivo del Benevento prevede la squadra che si trasformi in un 5-3-2 quando il Cagliari in possesso di palla, pallone ora anche ora toccato da Obert per Rog, il controllo di Rog, la palla scambiata con Makumbu, a sinistra ancora per Obert che ritorna ancora su Rog, non si trovano spazi, Makumbu sbaglia, troppo delizioso il suo passaggio, è lezioso, attenzione all'accelerazione di Lagumina, il pallone che viene recuperato in questo caso dalla squadra cagliaritana che ha chiuso bene con i suoi due centrali, ha evitato che l'attaccante del Benevento potesse andare verso la porta. Riparte la squadra cagliaritana, primi accenni ad accelerazioni sia da una parte che dall'altra, il pallone portato da Nandez, si ferma Nandez, cerca Viola che tocca ancora per Zappa che ancora una volta indietreggia cercando Goldaniga. 6 minuti e 10 nel corso del primo tempo, 0-0 al Vigorito tra Benevento e Cagliari, in linea che torna allo studio. E quindi torniamo insieme, risentiremo tra pochissimo Vittorio, faremo passare il tempo necessario, un Cagliari che era nato vicino alla realizzazione, un altro bel cross di Mancosu, parliamo delle cose positive, Cla. Sì, un bellissimo assist, una palla dalla sinistra verso il centro a superare la linea difensiva, molto bello quest'assist di Mancosu. La Padula che è arrivato un po' troppo scordinato su quella palla di sinistro, l'ha mancata proprio, però Mancosu ci ha fatto vedere un'altra delle sue bellissime giocate. C'è da stare attenti a questi tiri da fuori di Acampora, che quello è il loro play che si porta, come detto all'inizio, si porta spesso a ridosso del limite dell'area, e a quanto ci ha fatto vedere ha un grande sinistro. Assolutamente sì, ha già messo in difficoltà Radunovic in più di un'occasione, soprattutto nella prima con il tuffo del portiere cagliaritano, la Padula che non sembra davvero lui, perché queste palle così a metà erano quelle che lui andava a mangiarsi, e sembra che manchi proprio quella fame, dicevamo anche settimana scorsa, non è tanto l'errore singolo, è più l'atteggiamento che non si capisce. È l'atteggiamento, perché puoi sbagliarli certi tipi di interventi, è proprio l'atteggiamento che è quello che mi lascia perplesso, soprattutto il suo di atteggiamento, perché ci ha abituato bene negli anni precedenti dove tutte quelle palle erano sue. Sì. Quindi era la sua forza, la sua caratteristica, andare cattivo su ogni tipo di palla. Quindi è questo che mi lascia un po' così, ed è quello che deve migliorare. Una cosa che sto notando è che tutte e due le squadre giocano bene nella parte centrale del campo, quindi sviluppano bene il gioco fatto di triangolazioni, sovrapposizioni, quindi è una partita molto piacevole da vedere. Sono passati 7 minuti ma abbiamo già visto parecchie cose. Assolutamente sì, e speriamo continui così questa partita, perché comunque le emozioni sono sempre belle. Abbiamo già commentato partite più belle e meno divertenti nel corso dell'anno, ed è comunque piacevole avere un po' di movimento in
in più, movimento che il Cagliari adesso sta cercando di impostare, soprattutto dalla fase difensiva. Come avevo immaginato, è una fase un po' di studio in cui si cerca di trovare lo spiraglio giusto, ma senza scomporsi più di tanto. Infatti i tiri sono arrivati da fuori, anche l'occasione per il Cagliari è stata una grande invenzione, ma su un inserimento da assist perfetto. Sì, è una fase di studio, però ti posso dire una cosa, potrebbe essere dato anche dal fattore climatico. C'è veramente caldo, quindi i ragazzi magari non se la sentono ancora di andare a 2000 all'ora come nelle scorse partite. Nelle scorse partite abbiamo visto sia da una parte che dall'altra una partenza a sprint, mentre in questa c'è più spazio alle giocate anche sul corto, più che andare sul lungo subito, quindi la ricerca della verticalizzazione subito. Assolutamente sì. Macumbu veramente tecnicamente fortissimo, anche adesso ha dato dimostrazione del suo tocco, che a volte sembra lezioso, ma poi alla fine torna utile anche all'obiettivo della squadra. È efficace perché non solo dà buoni palloni, quasi sempre lui cerca la giocata in verticale, ma si muove anche, quindi dà e va. Anche lui non dà il classico punto di riferimento del play, il play dà il suo punto di riferimento, quindi la squadra avversaria tenta sempre di metterti l'uomo addosso. Lui si inserisce, poi chiaramente ha un altro centrocampista che come Rogue, che capisce le giocate prima degli altri, quindi è divertente vedere il centrocampo del Cagliari. Quanto è importante avere un centrocampista di livello che ti permetta anche di sbagliare, di tentare la giocata e di affidarti poi a qualcuno sapendo che sul lungo periodo comunque ai tuoi errori può mettere una pezza comunque un giocatore di alto livello come ad esempio Rogue. È fondamentale perché ti permette di esprimere tutto quello che puoi dare, ti permette di andare avanti, ti permette di fare la giocata rischiosa, che è quello che magari come si dice, spacca gli equilibri, soprattutto a centrocampo dove è la zona più densa, no? Certo, ti dà quel tempo in più, quel esatto. tempo di gioco in meno, anzi. Ti dà quel tempo di gioco in meno che mette in difficoltà le difese avversarie, quindi ti permette di rischiare la giocata, cosa che se non hai un giocatore di livello non fai, quindi tutto il resto diventa schematizzato dai punti di riferimento e gli avversari sanno già dove andare a parare, mettiamola così. Diventa semplice per gli avversari. E intanto abbiamo visto finalmente la Padula alla rincorsa del pallone, purtroppo ha commesso fallo, ma almeno dall'atteggiamento questo è quello che ci piace, andare comunque a rischiare il fallo, ma cercando di rubare un pallone che sarebbe stato importante in quella zona di campo. Intanto diamo aggiornamenti anche dal calcio estero, visto che si gioca anche in Spagna. Ricordiamo che l'Inghilterra invece si è fermata appunto per il lutto nazionale per la regina. In Spagna si gioca tra Vallecano e Valencia, il risultato al 18esimo vede i padroni di casa in vantaggio con il risultato appunto di 1-0, mentre in Serie B ancora tutto fermo, tutti sullo 0-0 e c'è il ritardo per Modena-Brescia. Intanto si protesta per un fallo di mano forse al limite dell'area di Rogue. L'arbitro sta penso controllando il VAR perché Rogue è saltato per proteggersi, dopo un cross è allargato un po' il gomito. Non so se stanno controllando il VAR o se è stato magari stanno controllando se sia effettivamente dentro l'area o fuori per poi andare a far vedere l'immagine, ma sembra che ci si riprenda. No, involontario, come ha saltato Rogue, si è girato, l'ha presa di gomito, ma involontariamente, quindi niente da fare. Sì, teoricamente avrebbero potuto anche dare comunque il fallo, ma bisognava appunto controllare se fosse stato dentro o fuori dall'area, perché sennò il VAR non può intervenire. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo insieme. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il riscaldamento è importante per la squadra e anche per Cifadda. Acquistando una stufa con lo sconto in fattura risparmi subito il 50%. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi le patate novelle tutto l'anno.
tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Ramacca nuda. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. E intanto anche per questo match abbiamo la nostra polemica, perché probabilmente farà discutere il braccio largo di Rog, giudicato fuori dall'area. Ha rischiato tanto il centrocampista del Cagliari. Ha rischiato tanto perché era largo rispetto al corpo, l'ha proprio lasciato andare. È vero che era girato, però abbiamo rischiato tanto. Ma bisogna capire le regole del VAR, perché io ricordo tristemente il VAR applicato un po' così. Tra l'altro il ricordo più vivido che ho di un errore del VAR è quello su Cerri, più d'errore, quando era stato introdotto, te lo ricordi? Cagliari-Brescia, prima giornata, Cerri salta con le mani un po' larghette ma comunque basse, colpo di testa con lui che non può vedere la palla, il rigore automatico. Quello mi aveva segnato quel rigore contro. Sì, mi ricordo, è un po' in base all'arbitro, la scelta dell'arbitro. Qui è stato giudicato secondo me dall'arbitro volontario. Vero è che sicuramente ci sarà qualche polemica su questo. Ma era dentro l'area o fuori? Sembrava fuori, è proprio al limite. Forse per quello, sì. Forse per quello l'arbitro non può o giudica sul momento il fallo di mano e quindi assegna punizione, o il VAR non può intervenire per punizione. Chiaramente ha fatto la scelta giusta comunque. Sì, assolutamente, non stiamo dicendo quello. Parliamo appunto di precedenti con il Benevento. Abbiamo detto i numeri, ma i precedenti sono tutti scoppiettanti, perché pensate che nelle ultime 4 gare, appunto quelle giocate negli ultimi anni in Serie A, ci sono stati 13 gol in tutto, ben 5 dopo il 90°, di cui una partita ribaltata, quella del 2-1 del 2018 con gol di Pavoletti a Barella, mentre nel 2017 c'era stato prima il pareggio di Tuia sul rigore sempre nei minuti di recupero, e poi il gol ancora una volta di Pavoletti che aveva ristabilito il 2-1 per il Cagliari e quindi la vittoria. E quindi ci aspettiamo tanto spettacolo fino ai minuti finali, Claudio. Sì, assolutamente, ci hanno abituato così queste due squadre. Una cosa che stavo notando molto bella a parer mio è che il Cagliari accetta la parità numerica in difesa, nel senso che Macumbu si alza a prendere il loro centrocampista centrale, in questo caso a Campora, e in difesa stiamo accettando il 2 contro 2, quindi Forte con Goldaniga e Altare con Lagumina. Può essere una soluzione perché a Campora quando gli abbiamo lasciato lo spazio sia per giocare che per tirare è stato pericoloso, quindi una scelta molto coraggiosa. Stiamo correndo ai ripari con Macumbu e ci stiamo affidando ai nostri difensori centrali, appunto, che dovranno tenere a bada le due punte campane. Vediamo un po', soprattutto Altare con Lagumina può essere una soluzione dal punto di vista fisico, mentre Goldaniga dovrà stare più attento a un più dinamico Forte, sicuramente, perché la corsa per Altare, diciamo, non è il suo forte. Sì, hai detto bene, è un po' l'intesa fra i due che noi stiamo aspettando da 4 partite. Dovrà migliorare questa intesa tra la linea. Ti aspetti invece un
esordio magari anche a parità in corsa, secondo di come può essere di Capradossi, invece il difensore centrale che abbiamo comprato nell'ultimo giorno di mercato, scuola Roma tra l'altro. Sì, mi aspetto un esordio suo e mi aspetto un esordio di Falco anche. Falco sicuramente sarà più probabile, soprattutto per le scelte offensive, per lasciar riposare qualcuno là davanti che comunque sta giocando con continuità e quasi tutta la partita ogni settimana. Sì, noi una cosa mi viene in mente, noi in panchina abbiamo due frecce. Noi in panchina abbiamo per la parte offensiva abbiamo due frecce, che è Luvumbo e Falco. Certo. Loro stanno giocando a 3. Vero è che tornano tanto l'esterni in quinti, quindi si trasformano in quinti, in 5 in fase difensiva. Però con la velocità di Falco e Luvumbo si può fare molto male a questa difesa. E intanto c'è un giallo per un giocatore del Benevento che non ho notato, per un fallo a centrocampo, giallo per Karic, per un intervento su Viola abbastanza in ritardo. Ne approfittiamo e cediamo la linea a Vittorio Sanna per i suoi 3 minuti. 20° minuto con Mancosu che ci tenta la seconda volta di crossare, ma il pallone viene allontanato. La prima volta ribattuto il suo cross basso dalla sinistra verso l'interno del campo, ma insiste il Cagliari con Obert che dà ancora l'indietro per Rogo. Vi dico che il giocatore ammonito è Karic. Il pallone però davanti da Zappa, si prepara il cross, si ferma, poi Zappa dà al centro per Makumbu che sta diventando col passare dei minuti interno destro, con Viola invece regredito, se volete dire, in qualche modo come posizione, chiaramente non certamente come ruolo, al ruolo di centrale, come aveva iniziato il suo campionato. In questo momento Makumbu va spesso a portargli via il posto e Viola converge verso il centro. Attenzione a Rog, interno dell'area Rog, il tocco dentro per la Padula, ribattuto, ancora l'intervento per Robert, ma c'era il fuorigioco, si alza la bandierina, sarà calcio di punizione in favore del Benevento, rimasto a terra anche in Prota nello scontro con Obert, forse punito questo intervento di Obert ancora prima della posizione irregolare nella quale era finito successivamente il giocatore del Cagliari, cioè si trattava ancora una volta di Lapadula. Quindi calcio di punizione per il Benevento, comunque con Improta che deve rialzarsi e con Lapadula che discute da lontano con Liverani, che allarga le braccia, gli dice elementare Watson, probabilmente Lapadula gli dice doveva andare in verticale e così gli ha confermato Liverani. Tutto pronto per il calcio di punizione quando siamo al 21° minuto del primo tempo, sempre 0-0. Dobbiamo dire che dopo aver subito il Benevento per una parte di questa gara già giocata, il Cagliari è venuto fuori sempre più con autorità anche a centrocampo, soprattutto in corrispondenza del cambio tattico che vi ho detto, o comunque dell'alternanza, perché adesso Viola è tornato ad esempio interno destro con Makumbu in cabina di regia, i due si scambiano spesso la posizione. Cappellini, palla in diagonale, tenta di trovare un varco per il Benevento, ancora un pallone mandato avanti, un rimpallo, allontana Viola davanti alla difesa, recupera Nandez che tenta di partire, non si è visto tantissimo, ma ora imbecca molto bene Mancosu nel settore di sinistra, parte Mancosu, punta verso l'area, ancora Mancosu, palla sul destro, incestica un poco e alla fine perde il pallone, ma c'era anche una posizione irregolare, non ho capito di chi, forse del cugino di qualcuno, perché non ho visto nessuno del Cagliari che mi sembrava in posizione irregolare, magari sono io che ho visto male. Allarga le braccia Mancosu ritenendo anche lui di essere innocente, il pallone che Mancosu ha portato avanti, no, il fallo è stato dall'altra parte di Lapadula che si è disfatto del diretto avversario mandandolo giù, non trovando altra soluzione, quindi fallo lontano dalla palla e per questo punizione per il Benevento. Nel frattempo il rilancio da parte del Benevento, Preda di Radunovic, 23° minuto che si gioca, il pallone ancora all'indietro con il controllo di Altare per Goldaniga a destra per Zappa, ora si riporta avanti il Benevento alla ricerca del pallone, va giù in questo caso la Padula nello scontro con Glick e le scintille iniziano a vedersi, perché la Padula prima aveva steso Glick e ora Glick ha steso la Padula. Tutto questo lo siamo al 23° minuto col Cagliari che attacca, vediamo questa azione, Nandez che dà a destra la palla poi per il cross di Viola all'interno dell'area, il colpo di testa di Glick che allontana, il contropiede accennato dal Benevento, ma ancora una volta Makumbu è
lì presente, lì nello studio. Eh sì, è uno scontro che sarà interessante questo tra Glick e la Padula per i prossimi minuti, per il resto della partita, perché si vede bello cattivo, anche il fallo di Glick è bello evidente. Ricordiamo che Glick ha fatto quasi 200 partite in Serie A col Torino, ha giocato a Monaco in Champions League, 1,90 di ragazzo, è il leader difensivo. Sicuramente non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, quindi sarà una bella lotta, però magari non ti dico può svegliare la Padula, però serve anche questo. Può essere quella scintilla, diciamo così, che gli faccia tornare la rabbia e la grinta, chiamiamola più che la rabbia, la grinta. Perché a volte hai bisogno di questo, Sì, sono quelle piccole cose, anche quelle piccole sfide interne che poi possono portare bene o male, perché speriamo davvero non si nervosisca troppo la Padula e non commetta errori grossolani, perché poi è anche il gioco che c'è tra difensori e attaccanti. Sì, infatti hai detto bene quando hai detto una sfida personale, perché gli attaccanti vivono anche di sfide nella partita, hanno diverse sfide, chiaramente la più grande è quella di fare gol, quindi la sfida con se stesso, e poi anche col difensore in questione, quindi in questo caso Glick. Abbiamo visto un bellissimo tiro da parte di Rogo, uscito al secondo palo, però si sta arrivando molto più spesso a ridosso dell'area avversaria. Quanto è importante per un difensore andare a innervosire l'attaccante, cioè comunque nei primi minuti farli sentire un po' in soggezione, comunque dargli quell'impressione di essere sia fisicamente che magari anche a livello psicologico più forti di lui. È importantissimo, ci sono difensori che hanno fatto una carriera su queste basi, il fatto di innervosire l'attaccante anche con delle piccole scorrettezze senza farsi notare dall'arbitro. Ci sono giocatori come Materazzi che ne ha fatto il suo punto di forza, ce lo ricordiamo bene al mondiale contro la Francia. Assolutamente, Materazzi va preso proprio l'esempio cardine. Diamo un aggiornamento per quanto riguarda il resto delle partite della Serie B che si stanno giocando in questo momento. È passata in vantaggio la Regina a Pisa, risultato di 0-1, e intanto nella partita tra Benevento Cagliari ha ammonito Masciangelo, sì. Per un fallo su Nandez in zona laterale, che però potrebbe portare a un buon cross da calcio di punizione, quindi azione che potrebbe rivelarsi importante ai fini della partita. Liverani intanto è a disposizione in questo momento il break per rinfrescarsi, per parlare un po' i suoi. Vedremo se preparerà qualche tattica speciale per questo tiro da fermo. Guarda, nelle partite precedenti il Benevento ha rischiato e ha anche preso gol su schemi da calcio piazzato, perché a parte Glick, tendono a mollare le marcature. Quindi sicuramente Liverani ci avrà lavorato in settimana e vedremo qualcosa di speciale da parte del Cagliari. Vedremo se Giorgio Altare, che ci sta provando le ultime giornate, ci ha sempre provato almeno una volta di testa sul calcio da fermo. Vedremo se questa sarà la volta buona per insaccare il pallone, lui che aveva segnato una delle ultime partite per dare speranza al Cagliari per la salvezza, che poi sappiamo però com'è andata. Vedremo se si ripeterà anche in Serie B. Intanto i giocatori sono fermi. Altro aggiornamento dalle partite della Serie Cadetta, perché il Parma è passato in vantaggio in casa contro la Ternana, risultato che al 32esimo si sblocca 1-0 appunto per il Parma. Ci sono tanti extra tra queste due squadre, abbiamo già citato Le Verbe, soprattutto l'ha citato Vitto, ma nel Cagliari sono ben 4, perché oltre alla Padula e Falco ci sono Mancosu e Viola, che tra l'altro era stato protagonista di quel rigore non rigore, con tutte le polemiche per la salvezza l'ultima volta che ci siamo incontrati col Benevento. Non me lo ricordo. Non te lo ricordi? 3-1 aveva segnato Gio Pedro all'ultimo, sul 2-1 aveva segnato Licco, se non sbaglio, il primo,
e c'era stato quel rigore dato inizialmente al Benevento con Viola che si era lasciato cadere sul ginocchio di un nostro difensore, con rigore annullato poi dal VAR, proteste incredibili, da lì erano successe nervosismo alle stelle, e poi agli ultimi minuti aveva segnato João Pedro per il 3-1, praticamente condannando il Benevento in quella corsa salvezza che poi in quell'occasione siamo riusciti a vincere. Grazie per avermelo ricordato. sì, era proprio tra l'altro Viola che aveva commesso quella che poi è stata giudicata simulazione, quindi bei ricordi, sfide, te l'ho detto, sempre sfide belle accese tra Cagliari e Benevento, cioè con i campani abbiamo questo magnetismo. Diciamo sì, in generale con tutti i campani le nostre sfide sono sempre accese, diciamo che quella che si accende di più chiaramente è Cagliari-Napoli, la partita per eccellenza, quella che si aspetta tutto l'anno. Ma se poi andiamo a vedere le ultime 2 stagioni, gli altri con cui abbiamo avuto dei diverbi importanti sono Benevento e Salernitana, quindi da lì non si scappa, siamo belli guerrieri con le squadre campane, ci capita spesso, e vedremo se anche oggi riusciremo a portare a casa il punteggio pieno. Vediamo se da calcio piazzato facciamo qualche schema. Vediamo un po', intanto sta avvenendo questa battuta, purtroppo il cross di Viola era troppo debole centrale per riuscire a impensierire la difesa campana, che tra l'altro è intervenuta anche in modo un po' bislacco, perché è intervenuta con una mano attaccata al corpo, che non dovrebbe essere fallo di mano, ma diciamo che il difensore poteva evitare di far venire questi infatti sui tifosi. Sì, perché ti ho detto, loro guarda, attenzione, questo è da vedere. Attenzione, perché salta proprio, potrebbe esserci un po' di lavoro da fare per il VAR qua, perché forse c'è stata una deviazione del giocatore del Cagliari, è stato semplicemente così. Se c'è stata una deviazione e si sono salvati, quindi no, l'arbitro ha fatto proseguire, quindi niente, sicuramente c'è stata una deviazione prima. Sì, ho netto il tocco di mano, perché aveva la mano dietro la schiena, ma è risultata poi un po' larga, è andata effettivamente a aumentare il volume del corpo, quindi ci sarebbe potuto essere delle discussioni importanti. Abbiamo pareggiato le polemiche. Pareggiato perché era praticamente lo stesso movimento del giocatore, solo con uno era in dubbio se in aria o no, questo era molto in aria. Assolutamente, ma la cosa che sorprende è il fatto che il cross comunque non fosse un cross pericoloso e che il difensore ci sia andato con questa, diciamo, anche forse inesperienza, perché comunque non salti così. Non rischi. Lui se non sbaglio era proprio il capitano, il giocatore, uno dei giocatori più... era Cappellini, sì. Allora sì, potrebbe essere dato dall'inesperienza, anche perché si è girato. Sì, quindi non ci si gira. E intanto arriva un giallo, il primo per la compagine sarda, è stato munito Obert, che ha buttato giù un avversario per evitare che ripartisse, e quindi ha speso così la sua ammonizione giornaliera. Bisognava stare attenti per il resto della partita. Intanto non vorrei essere troppo ottimista, però vedo una linea difensiva migliorata rispetto alle ultime uscite, quella del Cagliari parlo. Cioè li vedo molto più collaborativi, soprattutto Goldaniga e Altare. Stanno riuscendo bene. È la stessa mia impressione, però vedo che prendiamo molto meno rischi rispetto agli altri. È vero, non hanno ancora tenuto il lancio dietro la difesa, che ormai è quello che ci tendono contro ogni giornata, ma perché siamo stati bravi a non dare quello spazio. Esatto, perché su palla scoperta stiamo scappando bene, stiamo scappando in linea, non ci facciamo trovare altissimi come nelle ultime uscite, quindi sicuramente Liverani ci ha lavorato e continuerà a lavorarci nelle settimane. È una difesa appunto che finalmente sembra stia iniziando a ingranare, sembra stia migliorando, soprattutto nell'intesa tra di loro, perché poi è quella la cosa fondamentale per far sì che si possa difendere bene, soprattutto per applicare tattiche come il fuorigioco, o comunque capire chi deve uscire in quale situazione. Sì, esattamente. Nel precampionato il Cagliari, l'abbiamo visto, teneva la difesa sempre molto alta, quindi magari i giocatori non erano abituati a questo modo di tenere la linea difensiva, mentre oggi il Benevento non sta mettendo questa palla lunga, nonostante è forte che attacca la profondità, ma non la mette perché il Cagliari non gli sta dando proprio possibilità.
Macumbu, che sta rimanendo comunque centrale, si alza molto, magari anche per non far calciare questa palla alta, soprattutto da Campora, che ha un gran sinistro. Può essere davvero questa la soluzione ricercata da Liverani per evitare quel continuo pericolo che abbiamo subito nelle scorse gare. Noi tra poco daremo la linea ai nostri sponsor, ma torneremo subito. E come torniamo? Abbiamo Vittorio Sanna direttamente in collegamento, anzi no, mi sta partendo più tardi, niente, alla fine dobbiamo ritardare un po', direi che lo mandiamo adesso. Vittorio, ci sei? 33esimo che è andato via, inizia il 34esimo, il Cagliari stava consumando l'azione in attacco ma si mantiene in zona avanzata, sempre 0-0 il punteggio in una partita molto equilibrata che non ha concesso grandissime occasioni negli ultimi 10 minuti. Ancora Obert controlla, da lì dietro, non rischia, dopo aver preso la munizione deve stare molto attento perché dalla sua parte c'è un brutto cliente, tale Riccardo Improta, uno dei più esperti, il capitano peraltro della squadra di casa. Pallone però davanti ancora dalla Cagliari con Macumbu che è ritornato interno destro, con Viola che adesso fa nuovamente il playmaker, passaggio all'indietro e pallone che ritorna ancora verso Goldaniga, da questa a sinistra nella zona di Altare che allarga ancora verso Obert, poco al di là della linea centrale del campo, ritorna all'indietro dove c'è nuovamente il fraseggio per linee orizzontali tra i due centrali, poi Goldaniga cerca nuovamente Obert, pallone scodellato alla ricerca di Mancosu, intervento in chiusura da parte di Cappellini e il pallone spedito in fallo laterale. L'arbitro dice che la rimessa del Cagliari, giustamente, perché insomma non mi pare che Mancosu l'abbia assolutamente toccata, quindi sarà rimessa con le mani in favore della squadra cagliaritana che ha già perso il pallone, lo recupera Obert, ma dopo il fallo da parte di Viola ai danni ancora di un giocatore della squadra del Benevento. Per la punizione si trattava ancora una volta di Accampola che è andato per primo sul pallone. Calcio di punizione che sarà battuto proprio da Gennaro Accampola, giocatore del 94 al 2021 con la squadra campana, giocato per tanti anni nello Spezia. Pallone ancora nel suo di destra per Improta che tenta di partire in diagonale, il pallone alla ricerca in questo caso di Forte, l'ultimo tocco di Goldaniga, la rimessa con le mani quindi in favore del Benevento, palla avanti, il controllo di petto ancora di Forte che tenta di voltarsi, non riesce, si trattava non di Forte ma di Carici che conquista una rimessa con le mani, la rimessa con le mani che viene già effettuata, Carici che ha ricevuto va a crossare all'interno dell'area, pallone che sfila, attenzione, il sinistro tentato da Masciangelo, Angelo Magia mi suggeriva qui Miki che mi fa da assistente, Angelo Magia, se Masciangelo lo dovessimo invertire e tradurre in sardo il suono cambierebbe, quindi sarebbe di origine sarda. Ha calciato veramente molto male, il pallone svirgolato, alzata a campanile, nulla di pericoloso per la porta di Radunovic, tanto da perderci anche in chiacchiere sterili. È pronta ancora la ripresa del pallone, ma il signor Aureliano dice che è da ripetere perché battuto con palla probabilmente all'esterno dell'area piccola, ripetuto da Radunovic, dato a sinistra nella zona di Obert che scodella avanti alla ricerca di un compagno, il colpo di testa in chiusura ancora di Cappellini, poi il controllo di Accampola, si volta, sfugge a un primo avversario, non al secondo, applicati inizialmente al normale vantaggio, dopodiché va giù il giocatore e l'arbitro fischia per il calcio di punizione che verrà battuto nella zona interna, nella metacampo del Cagliari, zona centrale, sembra quasi la palla al centro nella metacampo del Cagliari, con pallone che è stato ora posizionato, era intanto non Accampola ma Cusopias, il giocatore che si era liberato per andare a tentare di affondare. Ecco Accampola invece ora sul pallone. Seguiamo questo calcio di punizione prima di cedere nuovamente allo studio, con Radunovic che dà indicazioni ai suoi, con Accampola insieme a Improta sul pallone, tutti pronti a servire avanti, in linea a ridosso dell'area di rigore di maglie sia giallorosse che maglie bianche, le maglie bianche del Cagliari, tutto pronto. Accampola chiama lo schema a cercare una sponda, il pallone invece viene toccato ma non controllato, lo raggiunge Glick prima che esca, non sa cosa farne, ma c'è la posizione regolare, il calcio di punizione per il Cagliari. Siamo al 37esimo minuto, il punteggio è sempre sullo 0-0 e la linea torna allo studio.
studio. Noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e la tigna, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Rammacannuda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci nuovamente insieme, sempre 0-0 tra Benevento e Cagliari, ma una partita che comunque è viva, ci sta dando delle emozioni e ci sta facendo vedere anche dei punti di forza del Cagliari che non avevamo, che anzi che avevamo evidenziato come negativi nelle scorse uscite. Sì, una linea difensiva che sta ben comportando, un Obert sulla sinistra che sta andando in crescendo via via che gioca le partite in quella posizione e un centrocampo che funziona, soprattutto l'asse Macumbu e Viola che ruotano bene, cioè scambiano la posizione non dando quel punto di riferimento. Cosa crea questo? Crea un fattore di imprevedibilità, cioè non dare dei punti di riferimento neanche a centrocampo è molto importante. Certo, perché non sai neanche come costruiranno, come vogliono espandere il proprio gioco poi. Esatto, non sai neanche da avversario, non sai neanche chi devi prendere, perché di solito ti mettono il giocatore sul play basso, ma se il play basso va a fare l'interno di destra o lo trovi esternamente non è facile. Il Cagliari questo lo fa molto molto bene. Tra l'altro in questo primo tempo da notare il fatto che ci abbiano completamente chiuso la fascia destra, perché sia Nandez che Zappa stanno avendo difficoltà a scendere da quella parte, ci sono pochi spazi. È un po' quello che pensavo quando ho visto il nome di Angelo Magia e non Fulon, quindi questa è stata sicuramente una tattica del loro allenatore, quello di mettere un giocatore più difensivo rispetto a Fulon che è più offensivo, quindi secondo me gli hanno chiuso la fascia apposta. Eh sì, anche perché Nandez nelle ultime uscite era straripante, quindi sicuramente è voluto correre ai ripari, ha preferito lasciare un po' di più l'altra fascia libera di crossare, perché poi Mancosu l'abbiamo visto in più occasioni mettersi in evidenza, mentre ha chiuso totalmente l'uruguaiano e Zappa che tra l'altro ricordiamo non sta avendo un campionato orribile, anzi sta migliorando settimana in settimana. Partita dopo partita i due esterni stanno migliorando tanto, sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi questo è un buon segnale. Cioè, in questo primo tempo abbiamo visto una linea difensiva ordinata e due esterni che stanno facendo bene il proprio dovere. Sì, magari dal punto di vista offensivo un po' stiamo mancando con i terzini, manca davvero un po' la spinta, perché poi Zappa l'abbiamo anche visto che a livello di cross non è male, i suoi cross sono sempre pericolosi. Mi ricordo qualche settimana fa quello per Mancosu finito sulla traversa, era davvero tecnicamente fatto bene, quindi ci aspettiamo un ritorno di Zappa come il Zappa che avevamo visto per un breve periodo in Serie A appena arrivato, se ti ricordi mettevano insieme proprio a Nandez, mettevano a ferro e fuoco le difese avversarie. Esatto, può essere quella spina nel fianco che crea
che crea quel pericolo. È vero è che devi trovare qualcuno in mezzo che ti fa il movimento giusto. Qua fallo un po' sciocco del Cagliari, che concede una punizione in zona abbastanza pericolosa, un intervento in ritardo di Lapadula, se non sbaglio, che insieme a Macumbu stava cercando di recuperare il pallone, purtroppo ha preso in pieno l'avversario e il fallo è netto. Aureliano non ha potuto fare altro che assegnare la punizione per il Benevento. Siamo intorno ai 30 metri, 35. Sì, sui 30 metri. Questo succede, è capitato anche la partita scorsa, questo succede quando non sei lucido, quando hai quella voglia di dimostrare, però è eccessiva. Un fallo da lì non serve, soprattutto contro un Benevento che nei piazzati è molto importante. Hanno Glick che trova il tempo, ha fisico, forte, Lagumina. Era un fallo abbastanza inutile, irruento. Può essere anche un solo gol, una sola realizzazione, cambi totalmente questo. Assolutamente sì, assolutamente. Ci vuole questo switch, perché poi l'attaccante lo sappiamo che si innervosisce, non è tranquillo quando non segna, bisogna dargli la benzina, cioè quello, bisogna assolutamente che trovi la benzina e rifornisca i nostri attaccanti devono trovarla. Cambia completamente la partita e a volte ti cambia completamente un'annata. Il rigore che ha sbagliato è stato non solo importante perché non è stato segnato chiaramente, ma è stato devastante per lui, perché l'attaccante vive di quello, l'attaccante vive del gol, delle sensazioni, quindi lui, essendo adesso alla ricerca costante di questo gol che pare non arrivare, si potrebbe anche deconcentrare, pensare soltanto a questo gol, non pensando al bene della squadra. Speriamo davvero che questa realizzazione arrivi in fretta, anche perché comunque da lui ci si aspetta tanto quest'anno. I progetti della squadra e della società sulla Padula sono davvero importanti e sto preso come un top per la categoria. Un top effettivamente lo è, perché poi in Serie A ha sempre fatto il suo e in Serie B ha sempre fatto qualcosa di straordinario. Quindi... Sì, ricordiamoci che prima del calciatore lui è un ragazzo, quindi anche queste pressioni, se non sei bravo a gestirle, magari questo non è il suo caso, però quando la gente si aspetta tantissimo da te, partita dopo partita non riesci nel tuo intento, questo può creare dei problemi. E quindi vedremo se la Padula riuscirà a sbloccarsi oggi o se sarà un cambio a magari dare quel brio in più che serve al Cagliari per fare quell'ultimo passaggio, perché effettivamente poi la partita la stiamo giocando in modo dignitoso, anzi direi anche abbastanza bene. Sta iniziando il recupero e quindi noi diamo la linea a Vittorio Sano. Attacca il Cagliari in questo tempo di recupero che sarà di 3 minuti, il pallone giocato da Rog, tocco dentro, attenzione per il cross all'interno dell'area, controllo di Rog che va giù nel contatto dell'avversario, ma non c'è fallo, ma l'azione non è finita, attenzione a Mancosu, il tiro a giro, la parata da parte di Paleari, ha tentato il tiro in porta, non la Padula ma Nandez, non Mancosu ma Nandez, un tiro debole che poi non ha preoccupato particolarmente Paleari. Il Cagliari che ci è andato a cercare questa azione, poi forse ha preteso un po' troppo, Nandez non ce l'ha nel suo corner il tiro in porta, doveva crossare da quella posizione. Insomma, il primo minuto di recupero sta scorrendo sul punteggio di 0-0, un fallo al centrocampo di Rog, la palla invece a sinistra per l'avanzare del Benevento, attenzione, Masciangelo porta avanti il pallone, cross all'interno, il colpo di testa di Obert provvidenziale, poi la palla toccata ancora da Rog, recuperata per un attimo dal Benevento, riparte Nandez, la sua accelerazione porta il pallone nella metacampo avversaria, cambio gioco di Nandez, splendido, ma in questo caso attenzione, riesce quasi a entrare in questo caso Mancosu, ma il pallone viene ancora una volta ribattuto dal Benevento, è un recupero intenso, le due squadre si sono quasi allungate, pallone dentro con anticipo in questo caso molto bene di Goldaniga che ha mandato fuori tempo Lagumina e palla che è stata recuperata dal Cagliari, Macumbu che è tornato alla posizione centrale
centrale, la poggia a sinistra per Rog, avanza Rog, ancora 1 minuto e mezzo da giocare in questo recupero, Macumbu che va a destra per cercare e trovare Zappa in diagonale, la palla che viene toccata di prima per la corsa di Viola, che non è certo il suo pezzo forte, tant'è vero che arriva prima di lui il difensore del Benevento, più preoccupato per la Padula che a sua volta si era portato sul pallone che di quanto stava facendo in questo caso il Viola. Era il netto vantaggio Kutsopias sul diretto concorrente nella corsa. Ecco Kutsopias che nel frattempo azzoppiala, fa parte del suo cognome, il pallone ancora, siamo al 48esimo, gestito dal Cagliari, vediamo se c'è il tempo per riuscire a sbloccare la partita in questi secondi che mancano. Pallone giocato da Viola, dato all'indietro, attenzione, tentativo ancora da parte di Obert che va a calciare ma la palla è lontana dai pali, ha cercato di scagliare il pallone verso la porta avversaria, sbilanciato, poco convinto, quasi annoiato da questo pallone che non si addomesticava, tutto male, ha mandato letteralmente lontano insomma il pallone dai pali della porta del Benevento. Ci apprestiamo a chiudere questo primo tempo sul punteggio di 0-0, ci sarà il rilancio di Paleari ora, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, hanno avuto qualche occasione ma per lunghi tratti si sono equivalse tanto da annullarsi e da negare anche un po' di gioco piacevole. Il tutto ora viene rilanciato e il fischio dell'arbitro che manda le squadre a riposo. 0-0 dopo i primi 45 minuti. Torniamo quindi in studio, adesso risentiremo Vittorio Sanna per appunto il commento di questo primo tempo, ma intanto lo chiediamo subito a Claudio Pani. Cosa ne pensi di questi primi 45 minuti del Cagliari? Sì, sono state due partite praticamente. Prima del cooling break si stavano studiando e c'era anche un gioco piacevole da parte di tutte e due le squadre. Dopo il cooling break si è un po' appiattita, annullandosi a vicenda, e gli ultimi 3 minuti è ritornata una spinta che non c'era né nel prima né nella seconda parte, quindi ne ha reso meno lo spettacolo, diciamo. Chi giudichi come il migliore in campo per ora secondo te? Bah, per ora ti dico come sempre Macumbu mi piace per la sua intraprendenza, per il suo stile, il suo modo di vedere calcio, ma in generale la fase di costruzione del Cagliari mi è piaciuta tanto. Da loro mi è piaciuto molto il loro centrocampista centrale a Campora, soprattutto nella prima parte, poi anche lui è un po' sparito dalla scena, è stato un po' neutralizzato. Vitto, ci sei? Come? Ci sono sempre. Eccolo qua, Vitto. Ci abbiamo Vitto. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Claudio. Chi è che ti è piaciuto di più in questo primo tempo? Ma devo dire che è stato un primo tempo molto molto equilibrato. Concordo su Macumbu che è stato molto bravo a interpretare anche questo ruolo di scambio con Viola, ha valorizzato quasi la presenza di Viola che se sta statico in mezzo al campo rischia di essere facilmente neutralizzato. In qualche modo invece lo stratagemma trovato da Liverani permette a Viola di essere utile e le sue sciorinate di sinistro diventano un motivo di qualità dentro il centrocampo del Cagliari, altrimenti, ripeto, se affidato solamente a lui la regia diventerebbe prevedibile. Ma comunque invece è anche molto bravo negli inserimenti, quindi non solo rappresenta il playmaker che può liberare Viola, ma contemporaneamente è anche il cursore che Viola può liberare, quindi in un doppio ruolo che riguarda l'uno e l'altro, che diventa imprevedibile a centrocampo, uno scambio costante tra le posizioni tra i due. Quello che non è avvenuto, mi dispiace dirlo, invece in attacco, dove in attacco abbiamo visto poche combinazioni, pochi scambi, qualche difficoltà anche a interpretare l'azione d'attacco, affidato un po' troppo alle iniziative personali. Non può spingere Obert a sinistra, si è visto poco Rog nella sovrapposizione, incide certamente la gestione anche della fatica in una partita che viene giocata alle 14 con un clima che è ancora totalmente estivo. Secondo me sono questi i motivi principali. Cosa può essere la chiave di volta di questo match? Cosa può davvero cambiare questi equilibri che si sono consolidati col tempo in questo primo tempo? Vittorio? Un gol. Secondo me chiaramente il gol cambierebbe tutto, e le due squadre il gol ce l'hanno nelle corde. È vero che ci sono state occasioni, però ci sono stati anche palloni scagliati avanti dove basta poco perché lei l'occasione da gol. Ci sono attaccanti che possono segnare in qualsiasi momento, ci sono quindi situazioni che
vanno sfruttate al meglio, il gol cambierebbe letteralmente tutto l'equilibrio della partita, perché non ci sarebbe più due squadre che si studiano e che quindi evitano talvolta di sbilanciarsi, ma ci sarebbe una squadra costretta a farlo, e in questa situazione con una squadra costretta ad attaccare secondo me ne guadagnerebbe anche il gioco, perché non è detto poi che la squadra che sta a difendersi si faccia solamente la fase difensiva. Diventerebbe certamente una partita più aperta dove le tecniche a disposizione dell'una e dell'altra sarebbero costrette a essere messe sul campo. Pensi anche tu che la Padula un po' stia dando troppi punti di riferimento in zona offensiva, te lo giocano troppo da punta centrale invece di spaziare di più sul fronte d'attacco, anche perché ricordiamo che poi le nostre ali non sono effettivamente quel tipo di ali di ruolo. La Padula a distanza non mi è piaciuta dai due esterni. La Padula è sempre stato molto distante sia da Nandez a destra sia da Mancoso a sinistra. Quando Mancoso l'ha cercato, peraltro, è nato anche una delle poche occasioni della partita, però tende a andare in profondità senza che questa profondità però sia una profondità di qualità, cioè nel senso che molte volte dovrebbe anche tentare non di andare in profondità ma di andare incontro per cercare di fare il tagliafuori, cioè vengo fuori io e permetto l'inserimento di un compagno. Anche questo l'ho visto quasi niente da parte di La Padula, invece quando ci sono partite di questo tipo con le difese molto attente che si chiudono, l'attaccante può essere quello che ti apre la porta e che fa entrare gli altri. Forse questa ricerca costante del gol è uno di quegli elementi che, come stavate dicendo giustamente in studio, finisce in questo momento per condizionarlo, cioè per pensare a stare vicino alla porta invece di stare vicino ai compagni per poter conquistare poi mettere insieme e andare un po' più compatti a cercare il gol. Certo, quale può essere la prima sostituzione che vedremo? Te ne aspetti già da questo primo tempo o comunque Liverani continuerà con questo equilibrio per poi magari cercare di smuovere un po' la retroguardia campana più tardi? Guarda, non credo che ci sia un cambio immediato, io credo che i cambi verranno un po' più avanti e riguarderanno sempre gli stessi giocatori. Non ti devo dire che in una situazione come questa secondo me anche l'ingresso di Luvumbo, che sembra essere una delle sostituzioni che tutti si aspettano, potrebbe avvenire il più tardi possibile. Cosa voglio dire? Che probabilmente aspetterà ancora che si stanchino ulteriormente le squadre, potrebbe avvenire nell'ultimo quarto d'ora ad esempio l'ingresso di Luvumbo, mentre altri cambi in questo momento potrebbe esserci quello di Falco per uno degli esterni. Penso che il candidato possa essere lo stesso Viola con lo spostamento di Nandez a centrocampo. Falco secondo me è uno dei giocatori che potrebbe entrare in questa gara e poi bisogna capire quando deciderà di utilizzare gli altri attaccanti. Pavoletti chiaramente sarà la prima scelta, anche perché voi avete ricordato giustamente quelli che sono i precedenti e Pavoletti è il risolutore di tantissime partite col Benevento, quindi anche le tradizioni vanno rispettate, guai se non vengono rispettate perché fanno parte della nostra storia, quindi Pavoletti gol per battere il Benevento sembra quasi essere uno slogan che è presentato dai dati storici. Ci vuole assolutamente, come abbiamo ricordato poi tra l'altro per ora le statistiche le stiamo mantenendo, quindi non facciamo brutta figura. Intanto noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo insieme. Non so Vito se riusciamo a risentirci o se la parità è in procinto di iniziare, ma penso di sì, ancora un minutino o due li avremo, quindi ci sentiamo tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Ramacca nuda.
Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale. Il tepore del sole. Il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Siamo tornati insieme sempre a Suon di Gol, sempre per commentare la partita tra Benevento e Cagliari che sono ancora negli spogliatoi, quindi parliamo ancora con il nostro Vittorio Sanna che abbiamo in collegamento prima di doverlo lasciare perché poi sapete che dobbiamo fare i tempi giusti. Vuoi chiedere tu qualcosa a Claudio, Vitto? Il nostro Vittorio Sanna. No, chiedi a Claudio se ha qualcosa da chiedermi, poi non mi chieda soldi. Claudio? Sì, come stai? Come stai? È giusto, è domanda importante. Com'è? Come stai? Bene, sto benissimo Claudio. Sto assolutamente bene. Tra l'altro ieri è anche il compleanno di Vittorio, quindi. Grazie. Auguri Fate anche un po' di pubblicità. dei nostri ascoltatori. Claudio, a te tocca a te. Io volevo chiederti quella che secondo me è stata una mia impressione, se anche tu l'hai vista così, la linea difensiva del Cagliari. Io sinceramente l'ho vista più attenta rispetto alle giornate precedenti. Io quando taccio acconsento, quindi nel momento in cui avete fatto questa valutazione la condivido e va di pari passo con quello che abbiamo sempre detto, che il reparto difensivo è un reparto che per migliorare non può migliorare esclusivamente con l'inserimento di una individualità ma con il lavoro costante insieme. Oggi per ora hanno tenuto molto bene la linea e questo ha permesso di non concedere varchi ai due attaccanti che sono due che si insidiano molto bene nelle difese avversarie, la Gumina e Forte. Hanno chiuso molto bene i varchi, soprattutto i due centrali, avete detto bene, e quindi loro non hanno attaccato tantissimo sugli esterni, hanno spinto sugli esterni per andare al cross, e questa è la differenza. Hanno tagliato poche volte il campo andando a puntare sui nostri esterni. Ecco, se io fossi, ma per fortuna Caserta non mi sente, se volessi mettere in difficoltà il Cagliari certamente attaccherei di più Zappa e Obert per cercare di entrare ma tagliando verso l'interno e quindi andando talvolta anche allo scambio con i giocatori centrali. Invece i due centrali quasi impongono al Benevento di attaccare spingendo sulle fasce e andando sul fondo per andare a crossare. In questo sistema, con questo tipo di attacco, il Cagliari sta difendendo molto bene. Anche perché Obert è già munito, quindi sarebbe comunque anche più in difficoltà nel fermare le avanzate avversarie. Per fortuna non c'è Farias, perché me lo sarei giocato subito. Devo essere sincero, da quella parte me lo sarei giocato subito proprio per mettere in difficoltà Liverani, perché poi non è che dici se per caso ho una soluzione alternativa a Obert, non ce l'hai proprio, perché non c'è ancora Barreca e quindi sei costretto a smuovere i giocatori e mettere i giocatori in posizione sbagliata. Ecco, speriamo che a Caserta questo pensiero non venga. Davvero. Secondo me a Caserta gli viene il pensiero invece di mettere Fulon a sinistra. Sì,
è probabile, anche se devo dire che Angelo Magia ha spinto tanto da quella parte, Masciangelo, ormai l'abbiamo ribattezzato Angelo Magia. L'amico Angelo ha spinto, ma Fulon spinge e dà forse quella qualità in più rispetto a Masciangelo. Secondo me Fulon ha più qualità. Masciangelo perché lo pronunciano così, Angelo Macia nel continente è pronunciato così. Sì, ti ricordo che poi ci sono a disposizione comunque altri giocatori nella squadra ospite, ad esempio c'è certamente Ciano che è un altro di quei giocatori che danno grande disposizione di esperienza, e poi se proprio ti devo dire chi temo, ecco, si sta scaldando anche se non entrerà subito, io ho particolare timore di Simeon Touchun Nwankwo, che si viene chiamato semplicemente Simi perché è uno di quegli attaccanti, ecco, che può mettere in evidenza ancora l'acerbità soprattutto di altare, perché Goldaniga è più esperto ma non ha il fisico per contrastare Simi, e Simi potrebbe essere veramente una brutta gatta da pelare se per caso si decidesse di metterlo in campo per le caratteristiche che ha. Vittorio, invece cosa ne pensi delle due polemiche, diciamo così, dei due rigori sospetti del primo tempo? Prima quello di Rog col braccio largo e poi quello del difensore del Benevento sul cross di Viola centrale. Questo è un momento storico perché lo dovete registrare e far sentire a tutti quelli che dicono che ce l'ho sempre con gli arbitri. Bravo Aureliano, bravo e coerente, perché ha praticamente usato lo stesso metro da una parte e dall'altra. Non so se era dentro l'area il contatto col braccio di Rog, ma anche se lo fosse stato, secondo me ha valutato il fatto che nel movimento del calciatore ci può stare che per dinamica, per questione fisica il braccio si possa staccare, e ugualmente dall'altra parte, quindi coerente, e quando un arbitro è coerente finisce per essere giusto. Bisogna riconoscerglielo, insomma. Il Cagliari, che tra l'altro è l'ultima squadra che sta per tornare in campo, visto che le altre hanno quasi tutte già iniziato, è iniziata in ritardo Modena-Brescia che sono solamente all'8° minuto, ma vedo che le squadre stanno rientrando in campo, quindi Vitto ci volevo dire solamente una cosa, Andrea, che probabilmente su questo farà utilizzare la partita ancora di più, perché adesso se mi dai l'orario ti dico a che ora si potrà terminare. Potrebbe venire a mancare il mio commento finale, perché quest'oggi, lo ricordo, dopo di noi c'è Massimiliano Meta con la sua bellissima trasmissione Tipi da spiaggia, e quindi alle 16 noi saremo costretti a dare via la linea, quindi niente, cercherò di fare il commento proprio nel finale di partita per anticiparlo e per evitare insomma che manchi del tutto durante la nostra trasmissione, ma annotate, subito dopo di noi ci si diverte con Tipi da spiaggia e speriamo che ci si diverta dopo esserci divertiti anche nel secondo tempo. Perfetto, speriamo davvero che il mood rimanga lo stesso. Vito, ci sentiamo tra un paio di minuti. A più tardi. Noi continuiamo, intanto diamo degli aggiornamenti dalle altre partite di Serie B, perché non l'abbiamo ancora detto, ma prima della fine del primo tempo è passato in vantaggio il Bari a Cosenza, risultato di 1-0 per la squadra pugliese, che ha trovato il gol del vantaggio al 49esimo con Khedira, che ha trovato appunto l'1-0 su assist di Ricci. Bari che aveva anche sbagliato un rigore con Antenucci al 6° minuto della partita. Intanto è stato annullato un gol al Pisa contro la Regina per fuorigioco, e proprio in questo istante arriva il pareggio della Ternana a Parma, risultato di 1-1 con questa Serie B che si sta animando. Chi è tra le altre squadre che vedi molto pericolosa per la nostra formazione? La Regina. Sì, la Regina è la tua? Sì. La tua scelta, la Regina? Scelta, allenatore bravo, giocatori importanti, se vincono questa sono 9, se vincono questa incominciano ad allungare. Sì, no, la Regina che sta facendo un ottimo campionato e che anche oggi è in vantaggio in trasferta a Pisa, quindi potrebbe continuare il suo filotto di ottimi risultati. La partita del Cagliari intanto sta riniziando in questo momento, 10 minuti di ritardo rispetto agli altri, quei fumogeni ci hanno messo sicuramente 5 minuti per la macchinetta, perché dovevamo montarla e non prendeva, hanno cambiato le batterie che non si erano scaricate, esatto, mi hanno
messo la benzinetta e quindi è stato difficoltoso, e poi si è perso altro tempo per dei fumogeni a inizio partita, quindi un po' in ritardo questo secondo tempo che è appena incominciato. Altro aggiornamento dalle altre partite di Serie B, perché il Como è in 10 uomini contro il Südtirol, espulso in questo inizio di secondo tempo un giocatore che ancora non è stato rivelato, ma nota l'inferiorità numerica del Como, che in casa sta pareggiando 0-0 contro il Südtirol, che non ha iniziato al meglio questo campionato di Serie B, il primo per il Südtirol, giusto? Sì, l'esordio. Sì, era la grande novità di quest'anno. L'esordio assoluto, è iniziata la partita senza cambi come era stato preventivato, anche perché sicuramente si vorrà tenere qualche forza fresca per i minuti finali della partita, visto anche il grande caldo che c'è in questo momento a Benevento. Sicuramente sta condizionando un po' la partita questo grande caldo, e quindi lo vediamo anche nei giocatori, anche quando c'è stato il cooling break, quanto erano affaticati, quanto era necessario, ma soprattutto forse sta sudando più Liverani in panchina di qualcuno in campo. È incredibile quanto Liverani si muove. Io vorrei vedere il suo GPS, gli mettere un GPS a Liverani per vedere quanti chilometri fa. Calorie bruciate, vediamo il workout, cosa ha portato. In campo non correva così tanto, faceva correre bene la palla, ma lui non correva così tanto. È il nervosismo che lo muove, secondo me. Dato cambia il punteggio in Spagna, perché il Vallecano passa raddoppia anzi il risultato 2-0, e anche il Parma si riporta subito in vantaggio, non lascia tempo alle chiacchiere la squadra emiliana. 2-1 del Parma in casa. Intanto informiamo che è iniziata anche la prima partita di questa giornata di Serie A, quella che vede contrapposta Napoli e Spezia, e vedremo un po' come andrà a finire. Intanto risultati scoppiettanti, un Cagliari che cerca di attaccare per vie centrali, adesso si è guadagnato un buon calcio di punizione. Sì, rispetto al primo tempo il Cagliari è entrato molto aggressivo, portando i due esterni, in questo caso Mancoso e Nandez, più verso la tre quarti di campo, quindi verso più il centro del campo, trasformando la squadra in un 4-3-3 in un 4-3-2-1, che potrebbe essere una soluzione. Quello che abbiamo detto prima è cosa potrebbe cambiare la partita, il gol, assolutamente d'accordo, ma visto che le squadre si stavano annullando, io penso che la superiorità numerica tu la puoi avere con l'uno contro uno, no? Avere dei giocatori che sono bravi nell'uno contro uno per proprio ribaltare questo equilibrio che c'è stato fino al primo tempo. Avere la possibilità di questi, e noi ce li abbiamo questi giocatori, ha detto bene Vittorio, perché non indietreggiare Nandez da interno e mettere un giocatore veloce come Falco o Luvumbo? Sarebbe sicuramente una mossa di qualità e aumenterebbe la forza nel nostro centrocampo, ma noi adesso andiamo da Vittorio Sanna che ci racconta la partita per i suoi 3 minuti. Ha battuto un calcio di punizione poco fa Viola, ma non era la distanza ideale, era troppo distante dalla porta, infatti il pallone ha girato ma ha girato troppo e ha svoltato verso il fondo invece che infilarsi in porta. Siamo sempre sullo 0-0 dopo 3 minuti e 47 nel corso del secondo tempo. Il Cagliari è iniziato in attacco e abbiamo visto che Liverani ha chiamato qualcuno per prepararsi probabilmente al cambio. Sono curiosissimo di vedere chi. Ho il sospetto che il primo cambio sarà Pio Falco, perché le distanze, lo ribadisco, a mio giudizio degli attaccanti sono troppe e bisogna fare in modo che si stringa un po' per riuscire a trovare varchi. Ancora una volta isolato in mezzo, la Padula viene intercettato, tenta di ripartire il Benevento, ma chiude molto bene Macumbu tra due avversari, si distingue ancora una volta per palleggio, poi la palla per Viola che appoggia per Rog che dà all'indietro il pallone, che poi viene servito nella zona in cui c'è il movimento da parte di Altare per Obert ancora per Macumbu, dappertutto il giocatore che va ancora a portare a spasso il pallone e attorniato l'avversari, dà ad Altare dentro l'area di rigore, cappellata di Altare che a momenti regala il pallone all'avversario, per fortuna non è riuscito forte a intercettare e parte Zappa, il pallone centrale, break, ancora una volta anticipo netto su Viola, riparte il Benevento, non bisogna fermarsi, non si perde palla, attenzione
attenzione, il passaggio a sinistra per Angelo Magia che va verso il fondo, il cross arretrato dentro l'area, il tiro con il corpo, Radunovic riesce a ribattere come si fa col calcetto, tiro fortissimo da parte di Forte e pallone sul petto di Radunovic che non ha mosso il braccio, è rimasto in piedi, ha mostrato il petto e da quella posizione ha negato il gol a Forte, mi è perso lui, il giocatore che è andato a calciare, no, era Lagumina il giocatore che ha calciato mandando la palla addosso al portiere del Cagliari e quindi andando a neutralizzare così l'estremo difensore della squadra cagliaritana. Zappa verso il centro, Viola attaccato, Makumbu ancora verso Altare che controlla, appoggia lateralmente per Robert che può spingere, scavalca all'inizio del campo, porta ancora il pallone, lo serve sulla destra, tocco ancora a cercare Robert che può andare sul fondo, controlla il pallone, lo manca una prima volta e poi lo calcia malamente conquistando la cosa più grande che poteva conquistare, e cioè un calcio d'angolo dopo la difficoltà nel controllo di palla, la girata sul portiere da parte, vediamo se Lagumina, come vi ho detto prima, no, era Forte, l'avevo attaccato precedentemente, era Forte che aveva calciato con la palla sul petto di Radunovic, forse l'azione più importante della partita. Seguiamo questo angolo del Cagliari prima di cedere lo studio, il tocco è all'esterno, attenzione con la palla per Rock, cross all'interno dell'area col pallone che forse è stato toccato da Paleari, così non la pensa l'arbitro, quindi non si tratta di angolo ma di semplice rimessa al fondo. A voi. E quindi siamo tornati con un brivido subito per il Cagliari, perché la parata di Radunovic è stata fondamentale ma anche molto pericolosa. Nonostante avesse la marcatura di Makumbu è riuscito a calciare potentissimo in porta, e non so se l'ha presa di mano o di corpo, però di petto, però ha coperto bene la porta e c'è stato subito un brivido. Partita molto più divertente rispetto ai primi minuti del primo tempo perché ci sono più spazi. Sì, stanno un po' allentando le chiusure delle squadre, la catena della squadra, e di conseguenza si trovano più spazi per riuscire ad attaccare. Abbiamo visto anche prima la discesa di Aubert che poi è stato sfortunato nel cross, ma davvero ottimo all'intesa anche su quella fascia sinistra con il pallone di ritorno di Mancoso che ancora una volta era delizioso, e vedremo se Falco sarà una scelta di questo inizio di secondo tempo. Io sono curioso di vederlo all'Opera. Anch'io, perché è un giocatore che mi è sempre piaciuto, lo paragono molto a Giovinco, bassottino, molto tecnico, che vede la giocata. Sono curioso di vedere con che spirito è arrivato in Serie B a Cagliari. Speriamo davvero che sia uno spirito grintoso e con tanta voglia di dimostrare qualcosa, anche perché comunque la piazza è importante, parliamoci chiaro. La piazza è importantissima, ricordiamoci che lui ha fatto una delle piazze più calde al mondo, perché lui ha giocato alla Stella Rossa di Belgrado. Viene direttamente alla Stella Rossa di Belgrado, quindi dobbiamo sicuramente fargli sentire il nostro calore, soprattutto in casa, fargli capire che comunque è venuto in un altro posto in cui il calcio significa tanto. Significa tantissimo e sicuramente non mancherà l'apporto dei tifosi. Sì? Scusami, ti ho interrotto. No, interrompimi pure, non c'è problema. No, si offende Claudio se lo interrompo. Intanto do aggiornamenti dagli altri campi della Serie B, perché ci sono 2 gol in casa. Il primo è quello del Como, che nonostante l'inferiorità numerica è riuscito a passare in vantaggio 1-0, e il secondo è quello del Modena, che sblocca il risultato in casa contro il Brescia e di conseguenza cambia il risultato. C'è stato il gol di Lapadula che cambia il risultato, scusa, che qua non deve chiedere scusa ma deve esultare. Chiede scusa alla Padula, la sua ex squadra, nel campo più caldo, e sicuramente noi non abbiamo l'audio, ma sicuramente sarà una bella bolgia in questo momento lo stadio Vigorito di Benevento, non perché capisco proprio il suo uomo. Cioè, non capisco. Cosa Claudio? Dici? Le immagini vanno solo sulla Padula che si scusa. Il gol è stato convalidato, me lo confermi? 1-0. Su assist di Mancoso, splendido, verticale, splendido, e poi è arrivato finalmente il gol di Lapadula che si è sbloccato. Ed è un gol alla Lapadula, poi bella corsa, tentativo di andare a prendere il pallone, quindi vantaggio per il Cagliari che conduce questa partita, e noi ci festeggiamo la
lasciando un attimo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore Doc. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Ginorama Cannuda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Quindi vantaggio del Cagliari che conduce questa gara per 1-0, il gol del più atteso. L'abbiamo chiamato, gli abbiamo detto deve fare lo switch, deve fare quel cambio e la Padula è riuscito. Ho visto un rosso. È riuscito sì a segnare, c'è un cartellino rosso per Obert. Per Robert, secondo giallo. Pensavo avesse subito il fallo, invece doppio giallo e rosso. Rivediamo un po' l'azione. Rogue che si muove, Obert va alla ricerca. Sì, questo è giallo. È giallo e Obert stavolta fa lui la cappellata. Un giallo tra l'altro totalmente evitabile. Totalmente evitabile. 3/4. Mamma mia. Nel miglior momento del Cagliari, perché stiamo esprimendo un gioco che mi ricorda il vecchio tiki-taka del Barcellona, ma veramente stiamo giocando. Abbiamo fatto dopo il gol 5 minuti di grande livello. E quindi brutta notizia per la squadra sarda che in questo momento è in 10 uomini per l'espulsione di Obert, che a causa di questa doppia munizione lascia i suoi compagni in difficoltà e vedremo come si sistemerà Liverani, come ricorrerà a qualche mossa per arginare questa mancanza. Peccato perché Obert stava crescendo bene, stava facendo una buona partita. Un fallo proprio sconsiderato questo. Sconsiderato come il fallo che fece Di Pardo nella 3/4, anche lui avversario, e lascia la squadra in 10. Eccesso di generosità, perché hanno fatto una bellissima azione, abbiamo fatto una bellissima azione sulla sinistra dopo una Veronica di Rogue, palla al centro, un po' lunga. Obert è andato in scivolata, non era cattivo, però il giallo ci può stare. Sei già monito queste cose non le devi tentare. Intanto entrano gli incubi, quelli di cui abbiamo parlato, i due più temuti da Claudio Pani e Vittorio Ossana, che sono andati proprio Simi e Fulon. È uscito Masciangelo, non ho visto il secondo, adesso controlleremo. Lagumina, sì, esattamente, Lagumina, per far spazio
Fabrizio Assimi, l'ex Crotone, che in Serie A ha fatto tanto, si ricorda soprattutto per la rovesciata con la Juve. Sì, fece 20 gol quell'anno a Crotone, 20 gol in Serie A. Davvero numeri impressionanti per l'attaccante promentato. Speriamo che sia bello neutralizzato e tranquillo, ma... anche se negli ultimi 2 anni ha fatto veramente poco. Sì, assolutamente, non sono stati i suoi anni migliori, e ci si aspettava, diciamo, anche di più da questo ragazzo che aveva fatto ben intendere. Intanto comunque sono ancora un po' sconvolto da questa espulsione, perché era inaspettata completamente, era davvero eccessiva come intervento, era stato eccessivo come intervento quello di Oberth. Davvero un peccato che adesso dobbiamo continuare questi 30 minuti che ci separano dalla fine della gara con un uomo in meno. È bello però vedere da parte del Cagliari che dopo che va in vantaggio aumenta la pressione. Di solito quando vai in vantaggio un po' ti subentra quel ok, ho fatto gol, adesso mi rilasso un attimo. Invece il Cagliari, se non sbaglio, sia col Modena o col Cittadella ha fatto la stessa cosa. Dopo il gol ha attaccato di più, ha pressato più alto, ha giocato con meno ansia, quindi anche a livello a livello tecnico meglio, e lo stavamo facendo anche prima dell'espulsione. Ora nuovamente la squadra in 10, però si può. Sì, perché il Benevento sta attaccando e naturalmente sta portando più pressione dalle parti del Cagliari. Ci ha provato in Prota con un bel tiro da fuori, ma ottima la risposta di Radunovic, che ha messo in calcio d'angolo. Intanto hai parlato di Modena e diamo un aggiornamento, perché ha pareggiato il Brescia dopo il vantaggio di Bonfanti per il Modena al 18esimo. Il pareggio è arrivato 6 minuti più tardi con la rete realizzata da Aie, e quindi risultato di 1-1 tra Modena e Brescia, tornando invece al Benevento. Mamma mia, azione da calcio d'angolo, un bel cross al centro, una palla tra l'altro impattata di piede verso la fine dell'area, con la conclusione che esce di poco a lato, ma davvero pericoloso questo tentativo da parte del Benevento, che naturalmente sta crescendo sfruttando l'uomo in più. Speriamo che funzioni quella regola, in 10 si gioca meglio, come diceva qualcuno. Una regola che non sempre funziona, anzi nel 90% non funziona, quindi adesso abbiamo visto gli sviluppi del calcio d'angolo, è andato a impattare la palla di piede, quasi un tiro a giro al volo, completamente solo, non è facile. E intanto arrivano i primi accorgimenti da parte di Liverani, perché esce la Padula dopo il gol e si va a coprire quella fascia sinistra con l'ingresso di Franco Carboni, quindi fuori la Padula per Pavoletti, come abbiamo detto uomo Benevento, e vedremo se metterà la sua firma anche stavolta. Forse sono addirittura 3 i cambi, perché vedo anche De Iola vicino al quarto uomo. È uscito la Padula per Pavoletti. Chi uscirà per Carboni? Vediamo un po'. Esce Rog per De Iola e Viola per Carboni, quindi perdiamo un uomo a centrocampo. Abbiamo De Iola che comunque riesce a essere più difensivo, e adesso come ci disporremo? Forse Mancosu scende tra i centrocampisti e rimaniamo solo con Nandez a dare manforte a Pavoletti in attacco? Ma secondo me faremo un 4-4-1. Farà una linea difensiva di centrocampo un po' più compatta. Vero è che siamo soltanto però al 63esimo. Vediamo un po' come si evolverà la partita, e che intanto ci facciamo raccontare da Vittorio Sanna per i suoi 3 minuti. 19esimo minuto che scorre, dunque andiamo a ricostruire la squadra. Aveva giocato Nandez fino a che non sono venuti i cambi nella corsia di destra, con l'ingresso di Carboni. Zappa ritorna a destra, difesa a 4, quindi che viene integrata da Carboni a sinistra, centrocampo 3, De Iola davanti alla difesa, Macumbu interno a sinistra e Nandez interno a destra, e poi la coppia Mancosu con Pavoletti in attacco, con Mancosu che fa da trequartista, la seconda punta, ma che gioca vicinissimo a Pavoletti. Mancosu che la va a recuperare il pallone, il suo compito è anche quello di dare una mano al centrocampo. Il Benevento recupera, tenta di impostare, pallone che viene portato nel settore di sinistra, con Accampola che cambia gioco, va verso destra per Improta, uno dei più attivi. Il tocco all'indietro ancora per Cappellini, anche lui sta giocando una ottima partita. Persa palla, la recupera Mancosu, ancora una volta che parte in controffensiva, porta via il pallone, fa salire la squadra dall'indietro a cercare in questo
questo caso Zappa, da Zappa la palla ancora fatta ruotare verso Altare a sinistra per Carboni la tocca all'interno, la dà all'indietro, in questo caso Deiola, con passaggio ancora arretrato da parte di Altare direttamente su Radunovic. Forse non ce n'era bisogno, perché poi adesso Radunovic è costretto a calciare lontano, dove Mancosu non riesce chiaramente a tenere il possesso della palla, recuperata dai giocatori di casa con Veseli. C'è il pallone che poi viene servito sulla destra e Cagliari che deve ripiegare con Mancosu che va ad aggiungersi ai centrocampisti, con lo stesso Pavoletti che va a aiutare la squadra. Adesso bisogna stare molto attenti, Veseli a sinistra ancora per lo scambio con Fulon, ancora palla che viene fatta ruotare per linee esterne, Cagliari ben disposto nell'assetto di difesa, attenzione al cross d'improta, la palla nel mucchio, pallone ribattuto, recuperato da Makumbu, bisogna far partire un contropiede, attenzione a Makumbu ancora una volta per Mancosu che si infila tra le maglie avversarie, il tocco per Pavoletti che riesce a toccare indietro per Deiola per Makumbu che si incarta, va a cercare un dribbling tra due avversari e perde il pallone, recuperato da Deiola che ha immediatamente fatto smistare a destra per Zappa che poi cerca ancora all'indietro il pallone per Altare che calcia verso destra, il pallone nella zona di Nandez, ottimo lo stop ma in fuori gioco proprio Nandez, e così infatti, e quindi c'è calcio di punizione in favore del Benevento. Altro cambio, esce proprio il numero 4 della squadra di casa a Campola, che ci ha dato qualche grattacapo nella fase iniziale della partita. Al suo posto una vecchia conoscenza come Pasquale Schiattarella, arriva dal Parma 1987, un militante della Serie B, ha giocato con tantissime squadre, insomma non c'è bisogno neanche di presentarlo. Altro cambio, sta uscendo con il numero 80 il giocatore Kutsopias, e al suo posto è entrato c'è un altro giocatore che è entrato, non è Schiattarella, l'abbiamo già visto, non ho visto esattamente chi è il secondo che è uscito nella squadra del Benevento. 23esimo minuto nel frattempo, con la palla che finisce a sinistra ancora per Veseli che va a allargare a sinistra, il cross a cercare un attaccante, il pallone è troppo lungo, non può essere raggiunto in questo caso da Forte, viene recuperato da Radunovic che si prepara a far partire l'azione del Cagliari. Non ha chiaramente fretta il portiere rossoblù, il Cagliari conduce per una rete a 0 per il gol di Lapadula all'8° del secondo tempo, un gol propiziato dell'asse di Mancosu, deviato da un giocatore del Benevento che ha facilitato lo smarcamento di Lapadula, che stavolta non ha sbagliato. Il colpo di testa di Glick, ancora un colpo di testa, la palla ribattuta da Altare, salta Schiattarella, riesce a dare verso Stimi, pallone ancora ribattuto dalla retroguardia del Cagliari con Deiola, arriva a Mancosu, scatta Pavoletti, Mancosu tenta di servirlo nel settore di sinistra, Pavoletti in posizione decentrata, controlla il pallone, aspetta rinforzi, dà all'indietro, il controllo di Makumbu, ancora il pallone a sinistra nella zona di Carboni, finta di Carboni, pallone che ritorna ancora all'indietro e ancora all'indietro, con poi il tentativo di Altare che regala il pallone direttamente al portiere della squadra di casa, che cerca di avviare immediatamente l'azione, il passaggio per Schiattarella in diagonale, Cagliari che si sta rinculando un po' troppo, passaggio a destra da parte di Karic con Improta che può andare al cross, palla nel mucchio, il colpo di testa, la parata centrale da parte di Radunovic, minuto 24, punteggio Benevento 0, Cagliari 1, ma Cagliari senza un uomo e quindi 10 contro 11 lì nello studio. E quindi torniamo in studio per commentare Benevento Cagliari, che sarà una sofferenza in questi ultimi 20 minuti visto l'uomo in meno. Come si è disposto il Cagliari, Claudio? Ma si è disposto col 4-3-2 con Marco che fa, con Mancosu che fa un po' da spola tra centrocampo e attacco, che va a pressare i loro centrocampisti. Ci troviamo, ci potremmo trovare scoperti sul lato destro, soprattutto nei cross che adesso stanno mettendo più frequentemente i giocatori del Benevento. Che sarà un crescendo probabilmente
veramente fino alla fine. Per quanto riguarda questi cross, intanto diamo un aggiornamento sulle altre partite di Serie B, perché non finisce lo spettacolo tra Parma e Ternana, con la squadra in trasferta che ha trovato il gol del 2-2, aveva aperto le marcature, ricordiamolo, nel primo tempo il Parma con il gol di Del Prato al 31esimo, pareggia a Ternana a inizio secondo tempo con Koulibaly. 3 minuti dopo è arrivato il nuovo vantaggio emiliano con Roberto Inglese, e infine nel 67esimo Donnarumma ha fissato il punteggio per ora sul 2-2. Ma torniamo alla partita di Cagliari. 3 cambi tutti insieme, Claudio, è la scelta giusta quella di Liverani secondo te, soprattutto negli interpreti che sono stati selezionati? Sì, assolutamente, perché De Iola ti dà quella copertura in più, non si può più rischiare la giocata a questo punto. Pavoletti ti può tenere quelle palle e perdere tempo, subire fallo. C'è molta possibilità di fare gol sulle palle inattive e su delle ripartenze, perché loro si trovano spesso scoperti sulle nostre ripartenze. E poi Carboni che dà il sostegno a sinistra e quindi è obbligato a fare questi campi. Abbiamo tanto aspettato l'ingresso in campo di Falco e penso che non ci sarà, perché ho visto adesso che si sta preparando Luvumbo. Ci potrebbe essere sì una scelta su Luvumbo, perché comunque da solo ti può dare quello sprint, quell'energia che ti serve per cercare anche di offendere un Benevento che per ora sta dominando il Cagliari grazie alla superiorità numerica, soprattutto negli ultimi minuti. Sì, però stanno lasciando molti spazi e questo potrebbe essere importante per le nostre ripartenze, perché sì, è vero che siamo arretrati parecchio, chiaramente siamo un uno in meno, però stiamo comunque provando a ripartire. E quindi una scelta che vedremo nei prossimi minuti da parte di Liverani, vedremo chi sarà il selezionato per andare un po' a scalfire la difesa beneventana. Intanto noi ci prendiamo un attimo di pausa e lasciamo spazio alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Ramacca nuda. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale. Il tepore del sole. Il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune. Carignano superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Santadi. Vini fatti con arte. Dal 1960. Cantinadisantadi.it.
Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Siamo tornati in studio con a Suon di Gol, altre mosse da parte degli allenatori per cambiare il corso di questi ultimi minuti o per mantenerlo come da parte del Cagliari, con l'entrata in campo di Luvumbo per Nandez, mentre il Benevento ha sostituito Improta con Letizia, altro giocatore davvero pericoloso. Ricordiamo anche l'ingresso in campo di prima, quello che Vittorio si era perso, è entrato Ciano a centrocampo al posto di Acampora. Ciano che tra l'altro è un altro che la Serie A l'ha fatta e bisogna starci davvero attenti con questi ultimi minuti che saranno per lo più di sofferenza. Ma abbiamo messo la nostra scheggia, Claudio. Abbiamo messo la nostra scheggia, abbiamo arretrato Mancosu sulla linea dei centrocampisti e Luvumbo che dà quel tocco di imprevedibilità, o a questo punto può anche rischiare di giocarsela così, cioè puntare l'uomo che è già ammonito e farsi fare fallo, perché potrebbe essere una strategia anche questa, lui che è bravissimo nell'uno contro uno a fare questi tipi di tattiche. Assolutamente sì, poi come hai detto prima il Benevento sta lasciando molti spazi per attaccare con forza e vigore il Cagliari, mamma mia, è uscita per fortuna non c'è stato il pareggio del Benevento, ma qualche istante fa ci siamo andati molto vicini con un calcio d'angolo che è risultato parecchio pericoloso per la retroguardia rossoblù. Vediamo davvero se Luvumbo riuscirà a esprimere con tutta la sua efficacia il suo potenziale contropiedismo, mettiamola così. Sì, perché è un ragazzo dalle grandissime potenzialità che sta migliorando anche tecnicamente e si sta specializzando in assist, partito molto individualmente, diciamo, prime partite dove giocava più per la giocata personale, si sta specializzando nella ricerca del compagno. Gli fa grande onore questo, perché capire questo a 4 partite dall'inizio della stagione è molto importante. Non è da tutti, non è da tutte, speriamo che le specialità di Zito vengano fuori anche in questa occasione. È un ragazzo che se lo merita, io l'ho seguito da vicino l'anno scorso in primavera, come è tornato dai 6 mesi a Como, ha cambiato il volto della primavera, ha fatto 9 gol, comunque c'è un giocatore molto importante e tra l'altro una soluzione che tu puoi sempre trovare, perché davvero o lo metti dall'inizio e ti può spaccare la partita dall'inizio perché la sua imprevedibilità e velocità sono davvero notevoli, oppure te lo riservi per il secondo tempo quando gli altri sono stanchi. Sì, che risulta la scelta che sta facendo Liverani in queste ultime 3 partite, quello di spaccare la difesa avversaria con le sue incursioni. È molto importante anche dal punto di vista del pressing, in questo caso sì, perché ha cambiato le posizioni di Mancosu e Luvumbo anche per questo, cioè un po' va a pressare un po' tutti. Luvumbo lo può fare, è giovane, c'ha le capacità e si può anche sacrificare, c'è i polmoni e poi ha tanto da dimostrare, che comunque non è una cosa da prendere sotto gamba, perché questi ragazzi l'importante è che abbiano quella fame di dire voglio davvero uscire, voglio davvero farmi notare in una squadra importante come il Cagliari, in una competizione importante come la Serie B che ci racconta adesso direttamente Vittorio Sanna, perché gli lasciamo i suoi 3 minuti di cronaca. È andato via il 33esimo, sta iniziando il 34esimo, palla aperta a centrocampo con il Benevento che si distende, pallone servito a sinistra per Fulon, lo stop di Fulon che va verso il fondo, effettua il cross con i pugni Radnovic, fuori area, raccolto ancora il pallone da parte del Benevento che insiste, pallone ancora che Kalic tocca per il cross tentato in questo caso da Ciano che ritorna sul pallone anziché di Letizia, altro cross col pallone intercettato però dalla retroguardia del Cagliari che può ripartire, attenzione, la palla non arriva a Luvumbo e quindi ancora il Benevento che può impostare, Glick che da sinistra per Veseli, avanza anche lui, mancano 12 minuti, troppi per fare le barricate, il pallone ancora a Fulon nel settore di sinistra, il passaggio per Simi che per fortuna non stoppa il pallone, gli rimbalza sul piede destro e poi palla che finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco del Cagliari, difesa da Deiola, Simi che
stava per andare all'impatto con il pallone ed è stato in qualche modo intercettato dal tuffo in uscita del portiere Radunovic. 34esimo minuto che è andato via, la rimessa con le mani, il colpo di testa di Schiattarella, il pallone ancora servito per Kalic che può avanzare in zona centrale, allarga sulla destra per Letizia che cambia gioco, va a cercare ancora Fulon dall'altra parte, il colpo di testa di Zappa che mette giù il pallone, vediamo se parte la controffensiva. Zappa chiama Luvumbo, va a servirlo in profondità, il duello con Glick, va giù Glick, Luvumbo viene fermato, irregolarità segnalata contro Luvumbo con Glick che si lamenta, con l'arbitro che dice a Glick non fare queste cose, e nel frattempo il calcio di punizione che viene battuto quando siamo al 35esimo minuto. Avanza ancora il Benevento, pallone portato sulla destra ancora per Letizia, chiaramente tutto il Benevento in avanti, il Cagliari a difendere il suo 1-0, pallone ancora gestito all'indietro con il passaggio di Cappellini verso sinistra per Schiattarella che rallenta, da ancora Veseli dentro per Forte, il tacco a cercare Simi, il pallone ancora ribattuto, recuperato però da Fulon, dato ancora a Schiattarella che cerca nuovamente Fulon, altro cross di Fulon, il colpo di testa, la palla fuori, colpo di testa di Forte da un passo, pallone schiacciato che passa al lato dalla porta difesa da Radunovic, ma ancora una volta un grandissimo pericolo sul cross. Forte è andato a colpire, Altare si è perso letteralmente l'avversario, gol da Riga glielo fa notare, il pallone schiacciato da Forte, per fortuna finisce in fallo di fondo, direttamente sul fondo. Ora chiaramente Radunovic che va al rinvio col pallone che verrà calciato verso la linea di centrocampo, chiaramente Cagliari che sta soffrendo in questo momento, il colpo di testa di Mancoso, ci vorrebbe un'accelerata di Luvumbo per spezzare questo momento di difficoltà, ma ancora una volta la palla è recuperata dalla squadra di casa che tenta di attaccare a sinistra con Fulon che porta palla, cede ancora all'indietro per Veseli verso destra, il controllo di Cappellini ancora per un giocatore che esce, si tratta di Ciano che cambia gioco, cerca nuovamente Schiattarella che tiene il posto di palla, aspetta il movimento di qualcuno, non trova un varco, ritorna all'indietro, insiste l'azione in aggiramento del Benevento con la palla che ritorna a destra, attenzione, cross basso spazzato via in questo caso dalla difesa di Carboni, e siamo ormai al minuto numero 37, mentre ancora un cross, Simi di testa, per fortuna non cambia la traiettoria del pallone, finisce direttamente sul fondo, linea allo studio. E quindi torniamo insieme per questi ultimi minuti, torneremo ancora da Vittorio Sanna per raccontarci il recupero di questo match. Saranno 9 minuti di tensione, Claudio. Sì, c'è da soffrire, lo stiamo facendo bene, ci possono stare questi non cali di tensione, non li chiamiamo cali di tensione, ma sei sempre sotto pressione, quindi anche la linea di difesa può andare un pochino in difficoltà. Ripeto il concetto che ho espresso prima, la linea difensiva quest'oggi sta comportando veramente bene. Deve concludere, deve portarla a casa questa prestazione. Se lo meritano. Esattamente, in questi ultimi minuti che ci separano dalla fine della partita, intanto diamo degli aggiornamenti dagli altri campi, perché la Ternana è passata in vantaggio nella partita infinita di questa giornata di Serie B. Parma-Ternana 2-3, anche se il gol deve essere ancora convalidato. No, convalidato, il gol è di Corrado per il 3-2 appunto della squadra in trasferta. Intanto in Bundesliga si è sbloccato il big match tra Lipsia e Borussia Dortmund. Interrompo. C'era stato il gol del Cagliari, c'era stato il 2-0 del Cagliari, c'era stato il gol di Zito Lovumbo, giudicato la posizione di fuorigioco. Regolarissima la posizione. Claudio Pani si scompone subito, vedremo se il VAR confermerà la decisione di Claudio, perché poi Lovumbo era stato molto bravo a battere il portiere nell'1 contro 1, ma noi attendiamo il VAR. Attendiamo il VAR perché vediamo un po' se la posizione di Lovumbo era poi effettivamente regolare e il giocatore angolano ha trovato il raddoppio per la squadra sarda. E momenti ancora più di tensione, questo farà anche lievitare il recupero. Ho un Claudio Pani in studio che è completamente incredulo, lui
è convintissimo della posizione regolare. Era inizialmente in fuorigioco, palla a De Jong, era inizialmente in fuorigioco, è rientrato dal fuorigioco, De Jong gli ha messo una bellissima palla, gliela scodellata sopra la linea difensiva ed è regolarissima. Attenzione, dobbiamo vedere un po', forse la spalla, stanno controllando, ma anche a me sembra regolare sinceramente dal replay. Vediamo un po' cosa deciderà Aureliano e cosa decideranno al VAR, tanto qua c'è poco da fare, ci sono le linee, controlliamo e vediamo se Zito effettivamente è riuscito a portare il 2-0 per la squadra cagliaritana, tutti in attesa della decisione dell'arbitro che sarà fondamentale per vedere anche come si evolveranno questi minuti di recupero. Noi siamo ancora siamo febbricitanti, vediamo un po' cosa decidono e vediamo qual è la decisione di Aureliano. VAR ed è gol 2-0 del Cagliari. Zito Lovumbo, e a sto giro ci sono da fare i complimenti agli Liverani per il cambio, perché proprio la sua soluzione in 10 uomini ha portato al raddoppio, quindi 2-0 del Cagliari, la rete di Zito Lovumbo quando mancano 6 minuti alla fine del tempo regolamentare. Anche complimenti a Zito che sicuramente sarà felicissimo per il suo primo gol in Serie B, speriamo sia davvero il primo di tanti, dopo uomo assist oggi anche quello che la mette dentro. Finalmente anche per lui è arrivato, possiamo dire che anche lui si è sbloccato, perché può essere una pedina molto importante per il Cagliari. Da segnalare il bellissimo assist di De Jong, fantastico, finalmente anche i suoi detrattori non potranno dire niente, questo è davvero un bell'assist che tra l'altro, Andrea, scusa se ti interrompo, ma ha aspettato che Lovumbo rientrasse dal fuorigioco per mettergliela con i tempi giusti. Sì, assolutamente. Intanto la mossa di settimana scorsa da parte dei Liverani, fuori Mancosu e dentro Dossena per questi ultimi minuti. Adesso rivediamo il VAR con la posizione assolutamente regolare, bravissimo Zito Lovumbo a tornare indietro per non farsi beccare in offside e quindi portare il Cagliari sul 2-0 in questo finale che sarà comunque molto probabilmente di stampo beneventano, ma Zito sta continuando a fare quello che vuole, lo stanno un po' picchiando anche per evitare che continui a correre da una parte all'altra, ma Lovumbo davvero è una di quelle carte che dobbiamo giocarci, è una conferma che i nostri giovani, che comunque i giovani della primavera che abbiamo, che l'anno scorso hanno fatto tanto bene, secondo me possono davvero essere utili alla causa in questa Serie B. Assolutamente, tra l'altro Zito Lovumbo ha preso una spallata e non è caduto, ne ha preso un'altra e non è caduto, c'è una potenza nelle gambe questo ragazzo che è impressionante, davvero ottimo, e mi piace, vorrei decantare le sue lodi ogni volta, speriamo che segni ogni partita così che lo si possa fare. E intanto cambia il risultato nei minuti di recupero a Cittadella, perché il Cittadella è passato in vantaggio col Frosinone, quindi gol parecchio importante contro una compagine sicuramente difficile da affrontare. 1-0 il risultato, e anche in Spagna cambia il punteggio al 94esimo perché il Valencia ha accorciato le distanze. Vedremo se ci sarà il tempo effettivo per far sì che ci possa essere un recupero, almeno un dubbio in questo finale spagnolo. Ma torniamo alla parità del Cagliari, perché nonostante l'inferiorità numerica il Cagliari ha fatto anche più possesso palla del Benevento, anche se è un dato che ultimamente sta bistrattando questo del possesso palla, perché in molti dicono che non dia l'effettiva poi sensazione di come la partita è andata. Cosa ne pensi, Claudio? Dipende, per me il dato del possesso palla è molto importante se vedi poi effettivamente quante occasioni da gol hai avuto. È importante in questa partita perché vediamo che intanto una bellissima parata di Radunovic, sempre su calcio d'angolo dalla destra. Stiamo soffrendo oggi. Bravissimo Radunovic per oggi. Sì. Questa non so se fosse anche Radunovic o solo traversa, perché mi sa che ha preso la traversa, impattato sulla traversa, un tiro davvero pericoloso, e poi conclusione da fuori sempre del Benevento, ma Radunovic oggi attento e blocca a terra l'ennesimo pericolo. Ti dicevo sul possesso palla,
ricordiamoci che siamo in 10, quindi non è facile avere quel dato lì. Quindi un merito, un punto in più ancora al Cagliari per questo dato. Assolutamente sì, intanto iniziano a concludersi le prime partite di Serie B, è arrivato il finale del match di Como, con il Como che è uscito sconfitto in casa contro il Sud Tirol per 2-0. Vi continueremo a informare man mano che la partita finirà, se avremo effettivamente il tempo e lo spazio per farlo, per queste ultime partite. Il Cagliari che ha 1 minuto e mezzo dalla fine del tempo regolamentare, 2 gol di vantaggio, un uomo in meno. Anche oggi ci siamo sofferti, ma questo vantaggio per ora ci sta facendo portare a casa il risultato. Sarebbe molto importante questa vittoria in trasferta, che sarebbe la prima tra l'altro della stagione. Sì, era molto importante trovare anche un trend positivo in trasferta. È molto importante dare il seguito alla vittoria precedente, quindi come era importante per loro, soprattutto per loro in casa, poteva essere la terza, non lo so, poteva essere la terza vittoria consecutiva, è importante per noi lo stesso, quindi, e noi lo stiamo facendo in un campo difficile, in 10 uomini, quindi un merito incredibile a questo Cagliari, che dal punto di vista del gioco bene, dal punto di vista dell'atteggiamento ancora meglio. Perfetto, noi ci sentiamo gli ultimi minuti in cronaca diretta con Vittorio Sanna, perché è iniziato il recupero. Sono ben 7 i minuti di radiocronaca, la partita è ancora lunghissima, per fortuna sono 2 i gol del vantaggio, mentre Veseli e Pavoletti non fanno amicizia. Il pallone è uscito in fondo e quindi verrà rimesso in gioco dalla squadra di casa. 7 lunghi minuti, 2-0 il punteggio per la squadra cagliaritana. Zito, Luvumbo e De Iola, 2 cambi di Liverani che hanno prodotto il gol del raddoppio, e il gol firmato peraltro da questi 2 ragazzi, uno dei quali sempre maltrattato da tutti. Pallone ancora gestito all'indietro con Glick che allarga a destra, il controllo di Schiattarella che si prepara al cross, pallone all'interno, va palla ribattuta, grande prova anche di Radunovic, che abbiamo visto quest'oggi andare a parare l'impossibile con tutta una serie di interventi che hanno in qualche modo dimostrato che può essere lui il successore di Cragno, peraltro in un campo che aveva battezzato Cragno come giocatore di particolare interesse, perché ricordo che è dal prestito al Benevento che Cragno poi è diventato un portiere importante. Fallo ancora sull'Uvumbo, non si sa come fermarlo, in questo caso è Schiattarella che gli ha dato una gomitata mentre cadeva, e calcio di punizione per il Cagliari quando i minuti si sono ridotti di recupero a 5,5, e quando Radunovic si prepara a rilanciare avanti la palla, tutto pronto per calciare il pallone al di là della linea centrale del campo, è calciato in questo momento palla al di là con Pavoletti che va a stoppa il pallone attaccato a Cappellini, lo perde, Schiattarella lo può impostare verso sinistra con Veseli che spinge, c'è largo Fulon, viene servito il controllo di Fulon nel duello con Zappa che se lo perde, ancora Fulon, ritorna Zappa e va a rimediare anche lui il cartellino giallo. Calcio di punizione in favore del Benevento a 5 minuti alla fine, con Schiattarella che va a prendere il pallone e a piazzarlo nel punto in cui è avvenuto il contatto. Si allontanano tutti, rimane invece sul pallone forse lo stesso Schiattarella, mi pare, no, è il Ciano pronto a calciare verso l'interno dell'area. Eccolo Ciano che sta per spedire il pallone dentro, viene fatto indietreggiare Luvumbo che è il giocatore che compone la barriera, lui da solo, mentre Ciano è pronto al cross verso l'interno dell'area. 92 minuti e 30, ancora 4,5 da giocare, 2-0 del Cagliari sul Benevento, tutto pronto per la punizione, parte Ciano, palla nel mucchio, Simica non vi arriva e il pallone spedito in calcio d'angolo da un rimpallo di Carboni che a momenti fa Carachidi, e quindi nuovo calcio da fermo per la squadra di casa. Stavolta sarà un calcio d'angolo, è stato Carboni a toccare per ultimo, mandando il pallone fuori, attenzione all'angolo già battuto, il colpo di testa, Luvumbo manca la palla, va poi a recuperarla, va a correre con la
palla tra i piedi, accelera ancora, lascia sul posto un avversario, accelera nuovamente, porta avanti il pallone, lo insegue in questo caso un avversario, è Kalic, lo punta Luvumbo, limite dell'area, Luvumbo, tenta ancora di entrare il tiro, ribattuto in calcio d'angolo, è un cannone che parte, una palla di cannone che non riesce a fermare quando si mette in moto, praticamente rotola quasi nel campo con i suoi muscoli ed è difficile anche abbatterlo. C'è il calcio d'angolo che sta per essere battuto quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine, col Cagliari in vantaggio per 2-0, laddove le streghe sono state allontanate. Una volta si chiamava Malovento questo, e invece Benevento ancora per il Cagliari, con De Iola pronto alla battuta, dalla bandierina alla sinistra del portiere, tutto pronto con il pallone che viene scambiato con Pavoletti, lo protegge De Iola, riesce a conquistare ancora un calcio d'angolo, nuovo calcio d'angolo per il Cagliari, i minuti sono ridotti a 3, eccolo ancora De Iola che abbraccia il pallone, De Iola, Pavoletti, Luvumbo, i 3 cambi di Liverani che hanno premiato la squadra dopo il vantaggio di Lapadula e dopo l'espulsione da parte di Obert, rilancio lungo con Altare in vantaggio su tutti, dà il pallone all'indietro per il primo portiere Radunovic, un altro degli eroi di questa partita, pallone per Dostena, evita un avversario andando verso sinistra, cede ad Altare appoggia ancora per Makumbu che tenta di partire, il doppio passo, la palla scambiata, Carboni che vola, va via nel settore di sinistro, l'attaccante lo sa fare, ancora Carboni dentro l'area, Carboni, il cross all'interno, il pallone allontanato dalla retroguardia, ancora un colpo di testa di De Iola che respinge il pallone avanti, recupera ancora il pallone De Iola, una diga in mezzo al campo, viene però anticipato in questo caso Zappa e riparte ancora l'azione del Benevento col passaggio verso destra per la corsa in questo caso di Letizia, avanza palla al piede, tocca verso Schiattarella al cross, basso verso Forte, tenta di voltarsi Forte, allontana Makumbu dopo la difesa ma arriva ancora Ciano, un nuovo cross, ancora un colpo di testa, il pallone ritorna a Ciano che va verso il fondo e tenta ancora un cross verso Simi, il colpo tentato da Schiattarella, il pallone allontanato ancora dalla retroguardia del Cagliari e manca ancora un colpo di testa, il pallone ritorna a Ciano che va verso il fondo a 1 minuto e mezzo alla fine, il Cagliari continua a condurre per 2-0, non si interrompe l'assedio ora del Benevento col pallone ancora a destra per Letizia per Kalic al cross, scorrellato, il colpo di testa da allontanare, ancora un colpo di testa, l'appoggio nuovamente a destra, insiste il Benevento quando manca 1 minuto e 15, ancora un cross di Kalic, pallone nel mucchio, il colpo di testa da parte di Click che manda il pallone alto sulla traversa, 1 minuto alla fine, il Cagliari sta per portarsi a casa la posta in palio del Vigorito, 3 punti fondamentali in uno scontro diretto perché questo Benevento è una delle squadre più forti del campionato di B e il Cagliari l'ha vinta questa partita, prima tenendo testa alla squadra avversaria e trovando il gol con la Padula, poi andando dalla panchina a ridisegnare la squadra dopo l'espulsione di Obert ed è stato bravissimo Liverani, le sue mosse hanno pagato tanto da portare al raddoppio, protagonisti proprio 2 dei giocatori che sono entrati, attenzione Benevento ancora fino alla fine, il passaggio a sinistra nella zona di Fulan che aspetta un compagno, si tratta ancora di Kalic, la palla ritorna a Fulan, nuovo cross, palla ribattuta in fallo laterale, 20 secondi da giocare con Fulan che va a rimettere il pallone in gioco all'indietro nella zona di Kalic che prolunga al centro, c'è Luvumbo in agguato, il passaggio all'indietro ancora per l'ultimo tentativo da parte dei padroni di casa che perdono palla, Pavoletti lo tiene il pallone, arriva il fischio finale, il Cagliari batte il Benevento per 2-0, una partita in cui ci ha messo il suo Liverani, dobbiamo ammettere che ci ha messo il suo dopo essere stata una partita ad armi pari, è stato il tecnico del Cagliari a vincere lo scacco con i cambi ottenuti dopo l'espulsione di Obert, quando tutti i giocatori di Caserta sono stati messi in campo per tentare di raggiungere il Cagliari, le mosse di Liverani hanno portato al raddoppio, firmato Zitto Luvumbo. A voi. Perfetto, noi purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, grande vittoria del Cagliari in trasferta che quindi si conferma anche fuori dalle mura. Firmato Zitto Luvumbo.
A voi. Perfetto, amiche, ci risentiamo per la prossima partita. Non mi resta che salutare Claudio. Ciao Claudio. Ciao Andrea. Salutiamo Vittorio anche se non ci può rispondere. Noi lasciamo la linea a Tipi da Spiaggia con Massimiliano Medda. Ci risentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti, buon weekend. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Ginorama Cannuda. Accendi la tua estate con Radio Super Sound. A Cagliari la frequenza è 88,7 e 88,5. A Carloforte, Portoscuso e Masua 103,5. A Carbonia 96. A Nuoro 97,8. A Sassari 87,6. A Villa Simius, Castiadas e Costa Rei 88,5. A San Teodoro 90,00. A Porto Cervo 94,7. Ad Alghero 107,9. A Bosa 96,3. Radio Super Sound. Anche durante l'estate la accendi, ti accende. Spiaggia. Buon pomeriggio e ben sintonizzati su Radio Super Sound per la puntata numero 11 di Tipi da Spiaggia. Oggi iniziamo alle ore 16 per poter permettere a Vittorio Sanna e a tutto lo staff di A Suon di Gol di commentare la partita del Cagliari. Quindi oggi non parleremo di calcio, anche se ne avremo molta voglia, ma solo per non rischiare di annoiarvi, Dopo 2 ore che se ne parla, basta. Noi siamo sempre in diretta all'interno dello stabilimento Il Lido presso il Poetto Beach con Massimiliano Medda e con Massimiliano Lorrai. Oggi è sabato 10 settembre e i Tipi da Spiaggia vi terranno compagnia dalle 16 alle 18. Mentre la replica è domani mattina, come sempre dalle 9 alle 11. Vogliamo anticipare gli argomenti della puntata? Parleremo di Liverani? No, ho detto che di calcio non ne parliamo. Ma io mi sono preparato sull'argomento, ho visto anche la partita. No, oggi cercheremo invece di farvi vincere un po' di soldi con il nostro quiz per tutti, che ha un monte premi. Pensate che supera i 2 milioni di euro. E cosa vuoi che sia? Ma tu lo sai qual è la cifra più alta in palio in Italia e forse nel mondo? No, quale? 266,3 milioni di euro. È il jackpot più alto nei 25 anni di storia del Superenalotto. In palio il 6 settembre 2022. Si riscrive quindi alla storia del Superenalotto. La cifra è la più alta non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo. Ma li hanno già vinti? Non ancora. Ok, continua tu, io torno subito. Ma siamo in diretta, dove vai? A giocare a Superenalotto. Aspettami, allora vengo anch'io. Sigla! Che tipi da spiaggia. Che tipi da spiaggia. C'è il tipo snob, c'è il tipo su, c'è il tipo bob, c'è il tipo club. Che tipi da spiaggia. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'11ª puntata di Tipi da Spiaggia. Per chi ci ascolta in replica, buon risveglio. La giornata è un vago 10, ma si può andare al mare. Oggi è sabato 10 settembre e noi dalle 16 alle 18 cercheremo di farvi trascorrere 2 ore di vaghezza. Oggi è domenica 11 settembre e noi dalle 9 alle 11 cercheremo di farvi iniziare bene la giornata. Cappuccino, pasta, asciugamano e tocca in spiaggia. Sì. Noi siamo sulle frequenze di Radio Super
Sound, la radio che l'accendi e ti accende, sempre in diretta dallo stabilimento Il Lido, che si trova sempre al Poetto Beach di Cagliari. Come tutti i sabato salutiamo in regia l'aitante Pietro Medda, che ci saluta questa settimana in lingua coreana. La lingua coreana, chiamata Hanguk-eo in Corea del Sud e Joseon-eo in Corea del Nord, è una lingua di origine incerta. Alcuni studiosi la definiscono infatti una lingua isolata, ossia che non appartiene ad alcun ceppo linguistico, mentre altri ritengono che appartenga al ceppo delle lingue altaiche, ossia lo stesso ceppo a cui appartengono anche giapponese, turco e mongolo, per via di alcune somiglianze nella struttura grammaticale. Quando finisce svegliatemi. Ho finito. Già che mi stava bolliciando così bene. Guarda, è inutile portare un po' di sapere in questa trasmissione. Tu sei e resterai ignorante. Non è vero, io amo il coreano e so tutto. E allora sentiamo, parlami del coreano. Non c'è problema, il coreano è un'esca apprezzata da diverse specie di